So che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. E questa mattina Mirella vi farà volare con degli ospiti meravigliosi. Anch'io ho bisogno di volare dopo una giornata al Banco Solidale, quella di ieri. Questa mattina veramente abbiamo tutti il desiderio di volare, perché dobbiamo trovare un po' di serenità, forse la troviamo proprio volando. Fra poco spero ci riescano, che così abbiamo risolto il problema e voleremo molto alto. E saluto tantissimo, ma tanto Agnese Franceschini, autrice del libro Te lo prometto, una storia vera. Grazie veramente. Buongiorno. Agnese, sono strafelice di averti ospite, credimi, con tutto il cuore. E saluto anche Gabriele Clima, che è collegato con noi da Milano, scrittore e formatore, che ha aiutato veramente Agnese Franceschini a fare questo libro fantastico.
Agnese, presentati. Allora, intanto io sono Agnese e ho 18 anni e appunto abbiamo fatto questa bellissima esperienza di scrivere questa storia. E appunto ringrazio subito Gabriele perché è la prima cosa da fare, nel senso che sì, il lavoro è stato sicuramente di coppia a quattro mani, però di fatto il libro è stato scritto da lui, quindi sì, riuscire a esprimere questa se siamo riusciti a esprimere questa storia in maniera così, secondo me, anche poetica, così poetica e chiara allo stesso tempo, è soprattutto per merito suo. Di cosa parla questa storia? Parla un po' della mia storia, diciamo, lo dice anche un po' il sottotitolo, che è appunto una storia, diciamo così, di un iter ospedaliero. Io a 7 anni mi sono ammalata di LLA, liceo linfobrachica acuta, e qui raccontiamo in realtà la mia età degli 11 anni, più che dei 7, in cui ho avuto una ricaduta, e insomma si raccontano tutte le avventure che all'interno di questo ospedale avvengono. Grazie Agnese, poche parole per capire, ecco, l'esperienza che ha fatto Agnese Franceschini con la malattia, la voglia di vivere, la voglia di volare, ecco, centrare l'obiettivo, ci devo riuscire, però accompagnata, io sono convintissima, da una famiglia fantastica, da amici fantastici, perché questo è quello che vediamo anche dal sorriso di Agnese, e da questo collaboratore Gabriele Clima. Ecco, questo titolo bellissimo, ecco, illustrare anche la malattia, i percorsi, quanto difficile è. Prego Clima. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per avermi invitato, per averci invitato. È sempre bellissimo fare queste cose con Agnese. Quanto è difficile? Non saprei dirlo, perché in genere io lavoro, almeno si dice che io sia scrittore del disagio, del dolore, della diversità, delle cosiddette tematiche sociali. Io mi sono sempre occupato di quelle perché, non per scelta, ma mi ci sono trovato. Andando avanti con gli anni, ormai faccio questo lavoro da quasi 30 anni, mi sono trovato ogni volta a dover affrontare un percorso di crescita del personaggio, ma evidentemente anche mio, perché la scrittura, come tutti sanno, è una palestra meravigliosa e privilegiata per fare pratica di vita e pratica di esplorazione di quel mondo spessissimo sconosciuto che esiste dentro di noi. Io ho affiancato questa mia predilezione per questi temi difficili, se vogliamo usare questo aggettivo, ho affiancato la mia poetica, diciamo, alla storia vera e alla sensibilità di Agnese. Insieme abbiamo costruito la storia, è stato un lavoro a quattro mani bellissimo. È chiaro che ogni cosa bella e importante, secondo me, richiede fatica, ha qualche difficoltà, e quindi in realtà la difficoltà di raccontare il dolore è una difficoltà bella, è una difficoltà buona, è una difficoltà necessaria, a mio parere. Un po' come lo sportivo, no? Se vogliamo, che deve far fatica per raggiungere risultati che accontentino il pubblico che sta guardando una partita di tennis, di pallone, di pallavolo, ma anche se stesso. E quindi la fatica di raccontare e di raccontarsi soprattutto è una bella fatica. Io la faccio volentieri, non riuscirei a fare altro. Allora, guardiamo anche la copertina di questo libro bellissimo, però io voglio aggiungere qualcosa, Gabriele. Forse ci si riesce, per l'entusiasmo che hanno queste persone nonostante la malattia, questa gioia di vivere che non manca mai, questa luce negli occhi che io vedo purtroppo, perché frequento, e molti non sanno cosa vuol dire, perché bisogna provare, vedere, toccare con mano, ecco, il contatto fisico, e allora ti fa capire in che posto ti trovi e quale persona hai davanti. Ecco, questa voglia di vivere, questa gioia che spesso trovi proprio anche nei bambini piccolissimi, non si rendono conto di quanto male stanno, continuano a giocare, a sorridere. Cioè la malattia è un'altra cosa per un bambino o una ragazzina. O sbaglio? Cosa mi dici, Agnese? Sicuramente, diciamo,
sì, appunto c'è sempre questa speranza di vita, c'è sempre questo, diciamo, speranza anche nel futuro che ti porta ad andare anche un po' oltre il dolore, la situazione che stai vivendo in quel momento. Um, e sicuramente, ecco, diciamo, inserire all'interno di come vivere la malattia anche la parte magari di divertimento, di ironia che può essere appunto non scontata, è sicuramente invece importantissimo. E rispetto a questo, insomma, è stata fondamentale sia l'appoggio della mia famiglia, ma anche quello ovviamente di tutti gli operatori sanitari, quindi medici, infermieri, e così via, insomma. E da questo punto di vista io ringrazio tantissimo queste persone. Quindi sì, è importante sicuramente essere consapevoli del proprio dolore, ma allo stesso tempo anche riuscire a trovare delle vie diverse per affrontarlo. Io sono convinta, Agnese, guardandoti, forse sbaglierò ma non credo, che hai perso poche volte il sorriso, perché sei positiva, sei solare, non c'è niente da fare, lo perdi un attimo ma dopo lo ritrovi, basta uno sguardo, un battito di ciglia, un toc toc sulla porta, una persona che entra e ritorna questo sorriso nonostante tutto e tutti. Ma questo titolo, da dove è arrivato? Ecco, prego, Clima, No, ecco il titolo, un titolo così particolare. Volevo solo aggiungere una cosa sul sorriso, che è stato il motore di tutto, il sorriso che ho sempre visto su Agnese, sul volto di Agnese, e che mi ha fatto capire una volta di più, mi ha confermato che il nostro cammino dipende da come noi lo vediamo, come noi lo viviamo. Certo, un dolore quando arriva, arriva anche la morte in certi casi, però possiamo decidere come vivere quel percorso, e di Agnese mi ha colpito fin dall'inizio il suo sorriso. Agnese, lo ripeto spesso in questi incontri, è un'anima che sorride ma con intelligenza, non è quel sorriso, no, un po' stupido, inconsapevole di quello che succede. Sì. È il sorriso di chi ha la certezza che in quel momento, anche all'interno del dolore, c'è un altro modo di vivere. Il titolo Vediamo il libro, per cortesia, dico alla regia di mandare la copertina, prego, molto bello, prego. Il titolo nasce da una riflessione molto lunga e sofferta, perché non è facile dare un titolo a una storia così, senza cadere da una parte nel retorico, dall'altra nel pietistico, dall'altra nello scontato, dall'altra ancora nel banale. È stato un lavoro di concerto mio, di Agnese, dell'editore, ma alla fine abbiamo individuato quell'episodio all'interno del libro in cui Agnese fa una promessa molto seria a Oni, il suo cane di peluche, e la promessa di Agnese è che mentre deve crescere per forza di cose, perché è il destino di tutti noi, per Oni manterrà comunque una parte infantile, una parte sempre in grado di parlare anche con un peluche, cosa che ovviamente nella realtà apparirebbe insensata, ma all'interno soprattutto del percorso di Agnese, ma nel percorso di tutti noi, indipendentemente che dobbiamo affrontare un percorso come quello di Agnese nella vita quotidiana, mantenere una parte che crede ancora nel sogno, nella fantasia, non quella stupida, ripeto, ma quella che si sposa con la certezza che un altro modo di vedere le cose, più poetico, più intimo, più intenso, esiste, beh, quella è una promessa che secondo me noi tutti dovremmo fare a noi stessi. Il titolo nasce un po' da queste riflessioni. Molto bello, e grazie, perché sono riflessioni veramente importanti, però avevo visto giusto, hai visto, Agnese, che avevo visto questo sorriso, proprio perché sai, frequentando questi posti riesci a capire, riesci a vedere, riesci a toccare con mano quella che è la sofferenza, nonostante anche ci sia una parte che sta ancora giocando dentro di te, che non ci crede, che ce la farò. Pensa che io stiamo accompagnando una bambina che penso sia la 40ª operazione che fa, nervo melanolitico gigante, proprio una cosa terribile. E lei arriva in sala operatoria con una tranquillità e dice al chirurgo: guarda, non sbagliare braccio, perché devo dipingere con questo, mi raccomando, non sbagliare. C'è questa voglia di vivere, di superare. Se la metti in bilancia non gira neanche l'ago, però una vitalità, proprio, guarda, veramente ti fanno capire tante cose questa, ma soprattutto, Agnese, quello che vorrei chiederti, ecco, cosa vorresti dire a quei genitori invece che
secondo me sbagliano cercando di pesare un po' troppo su questo bambino che invece ha voglia di sorrisi, di giochi. È difficile per un genitore perché veramente capite che loro vivono una cosa diversa. Ma tu che hai provato, Agnese, non a tutti, ma a quei genitori che devono vincere questa sofferenza con un sorriso come hai fatto tu, cosa vorresti dire? Prego, Agnese. Ma allora è una domanda bellissima, grazie. Cosa vorrei dire? Non mi sento tanto di dare consigli perché forse sono un po' anche io, sì, non so se adatta, ecco, perché è sempre una situazione difficile ed è giusto che ognuno la vive, insomma, come più si sente. Sicuramente però è importante, secondo me, appunto mantenere questa, riuscire a riconoscere il divertimento all'interno anche di quelle situazioni così di sofferenza, e riuscire anche appunto a trovare sempre un po' il modo di affrontare le cose col sorriso. E da questo punto di vista è fondamentale il discorso che faceva Gabriele prima, Gabriele Clima prima, nel senso che è fondamentale proprio tenere quella parte di bambino che c'è in noi, e come adulto, anche se ovviamente non posso conoscere l'esperienza perché sì, lo sto diventando adesso, secondo me è importante vedere magari un bambino e riuscire a guardare le cose con i suoi occhi. E guardare le cose con i suoi occhi vuol dire non vederci quel muro enorme che è sofferenza, ma anche quei magari piccoli buchi di colori che sono poi gioco, divertimento e così via, insomma. Quindi sì. Molto chiara, grazie Agnese. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Oggi abbiamo incominciato bene. Cara Agnese, con quello che ti è capitato nella vita e quello che ti ritrasmetti è una roba bellissima, perché in questo momento dove viviamo brutto vedere in giro la tua bellezza d'animo e quello che ti riesci a fare e ne ricompensa, cioè, ti dà una speranza anche agli altri. Alla ragazzi giovani, guarda cosa che ha sofferto Sofia e che felice che era risolto quasi il suo problema, non lo so, ma non un libro, scrivere un altro, perché se queste le robe che da avere i giovani, i fiori giovani che hanno una vita davanti. Per esempio da Sofia, cosa che ne ha insegnato. In un momento cattivo, brutto, e ne dà speranza a tutti. Mi ho 80 anni, vuoi imparare anch'io qualche cosa dalla tua storia. Brava, e a te e anche a Francesco che te la consiglia. E adesso a mio parente, mio Francesco, voglio dire, mi sono veneziato e Venezia conosco tutto. Gabriele Franceschini, Agnese Franceschini e Gabriele Clima, così ti impari bene i nomi. Mi avevo scritto Gabriele. Ma quella vera Venezia, non quella che conta i giornalisti. Venezia vera conosco me, va bene, mi alzavo le 2 notte per andare a lavorare. Ho fatto di tutto per Venezia, conosco tutto quanto è Venezia. E volevo scrivere un libro con me. Va bene, sentimi la mano, se è possibile. Va bene, in ogni modo, cara Agnese, brava, ti faccio i miei complimenti e ti auguro tutto il bene che ti desideri, che ti facci quello che ti hai sempre pensato di fare e che ti godi la vita. Grazie, grazie al nostro Rinaldo, grazie Rinaldo per le parole che faranno sicuramente piacere sia a Agnese che a Gabriele, ma soprattutto ecco questo popolo che ascolta. Io sono convinta, Agnese, che siamo tanto brave persone, qualcuno non lo capisce, poi in mezzo per carità c'è di tutto e di più, però io penso che ecco, il popolo italiano come solidarietà, come vicinanza, sente, è molto vicino alle persone, specialmente quando ci sono dei passaggi terribili che stanno vivendo, basta vedere il numero di associazioni di volontariato che abbiamo. Però la mia domanda anche a Gabriele Clima è questa: come sono i ragazzi dal suo osservatorio? Come sono questi ragazzi? Ecco, perché stanno passando di messaggi devastanti? Ci mancava anche questa
questa creatura che non c'è più, che è Giulia Cecchettin, che adesso queste ragazze hanno paura, ecco, sta passando dei messaggi che non vanno troppo bene. Sì, bisogna stare allerta, però non con tanto distacco, capire che non sono tutti dei Filippo o altri. O sbaglio, Gabriele? No, no, è assolutamente così. Il problema oggi è enorme ed è un problema diffusissimo che non riguarda solo i ragazzi. Noi lo vediamo nei ragazzi e ci aspettiamo da loro, essendo forse più vicini a quello che noi immaginiamo essere l'innocenza della giovinezza, quindi ci aspettiamo dai ragazzi un comportamento esemplare. Purtroppo i ragazzi assorbono quella che è l'educazione dei genitori, della scuola, della società tutta, i segnali che la televisione trasmette, la pubblicità trasmette, questa società che è basata fondamentalmente sul mercato, sull'economia e quindi pone come obiettivo ultimo e anzi ormai solo il denaro. Ecco, in questa società io credo che un ragazzo non possa crescere con valori solidi, per cui è compito nostro cambiare le dinamiche della società per aiutare i ragazzi a fare un percorso corretto. I ragazzi, dal mio osservatorio, io lavoro nelle scuole, gomito a gomito, a contatto con ragazzi, insegnanti, dirigenti. Vorrei avere, come tanti scrittori per ragazzi, vorremmo avere le istituzioni al nostro fianco, invece no, siamo inascoltati, ma la letteratura portata nelle scuole e utilizzata come strumento di riflessione, di elaborazione, la lettura, la scrittura per esempio, può fare tantissimo ed è il primo strumento di lotta contro la violenza non solo di genere. Perché la letteratura e lavorare sulla letteratura, per esempio un'ora di scrittura nelle scuole, basterebbe forse un'ora alla settimana, però non c'è, non esiste. Pensi che a Milano anche in tante scuole hanno addirittura abolito il tema che è l'unico ambito in cui un ragazzo può esplorare se stesso, guardarsi dentro, conoscere le sue emozioni, trasformarle in sentimenti, che è una diciamo un costrutto più evoluto delle emozioni, perché i sentimenti sono anche intelligenti e i sentimenti ci permettono di, come dire, di stringere relazioni efficaci con gli altri, di non sopraffare, perché dove c'è la parola, e la letteratura ti dà parola, non c'è il gesto. E il gesto estremo, il gesto violento nasce dove manca la parola, dove manca il pensiero, perché noi, mondo adulto, non abbiamo fornito ai ragazzi gli strumenti adatti. Quindi il discorso è veramente molto complesso e la situazione è molto grave. Però se non si muove prima di tutto un governo a ristrutturare la scuola in maniera intelligente, io credo che non ci sia molto da fare, se non quello che appunto facciamo noi scrittori per ragazzi andando nelle scuole, però è lavorare sul territorio goccia dopo goccia in un oceano immenso. Però Gabriele, non è che forse siamo un po' in ritardo nel parlarne, perché non c'è stato molto movimento in questo, nel cercare di aiutare questi ragazzi che continuano a gridare ascoltateci. Perché questo è il grido che fanno i ragazzi. Ascoltateci. Sì. Hanno fatto un test, non so se è al corrente Gabriele, lo dico anche a Agnese, dove è stato chiesto a questi ragazzi cosa volevano, qualsiasi regalo, scrivendo, come dice lei. E si aspettavano chissà quale strumento, quale elemento tecnologico dell'ultimissima generazione. E quasi tutti, Agnese, sai cosa hanno scritto? Ascolto. Sono rimasti allibiti. Ma come rimani allibito? Perché i ragazzi hanno scritto ascolto. Ma se sono anni che lo gridano, non sanno più cosa fare per essere ascoltati. Ma forse i soliti noti che parlano sempre, Gabriele. Io sono andata su una scuola, mi sono alzata e ho detto ma non sono venuta qua per ascoltare i soliti noti. Io ero venuta per ascoltare i ragazzi. Certo. E una ragazza mi ha detto Agnese grazie. Naturalmente nessuno dei presenti apprezzava quello che avevo detto, naturalmente. Però la ragazza ha apprezzato e mi ha detto grazie. È inutile che continuino a parlare i soliti soloni, la politica che non sente e non ascolta,
oppure quelli che sanno veramente tutto, che hanno l'asso in tasca. Devono lasciar parlare i ragazzi, perché loro hanno le idee chiare su quello che vorrebbero fare nel percorso della loro vita, magari un po' confusi, ma l'età è giusta, magari cadere per rialzarsi come hai fatto tu, Agnese, però bisogna anche cadere a volte, purtroppo anche nella malattia a volte, ma quando ti rialzi sai che ce l'hai fatta. Prego, Agnese. Sì, sì, certo, nel senso che la caduta poi aiuta anche a rialzarsi, non so come dire, se devo analizzare gli aspetti positivi, forse anche questo essermi rialzata lo devo un po' all'esperienza che ho fatto, questa capacità che ho acquisito di sapermi rialzare. E sicuramente appunto è importantissimo riuscire anche a, tra virgolette, trarre delle capacità, degli aspetti appunto positivi da queste esperienze, e questo sicuramente può avvenire solo grazie appunto anche all'ascolto degli altri, nel senso che dicevamo dell'ascolto dei ragazzi, tutti hanno bisogno di ascolto, e secondo me solo se qualcuno ti riesce ad ascoltare, ti vuole ascoltare, perché purtroppo secondo me questo è il problema, nessuno ha voglia di ascoltare nessuno, tu riesci a, diciamo, percorrere una strada che può essere più verso l'altro che non verso il precipizio, insomma. Grazie, grazie Agnese. Prego, prego Gabriele. Mi ha colpito quello che dice Mirella, che è tardi, è assolutamente vero, e noi scrittori per ragazzi sono almeno 30 anni che diciamo bisogna sbrigarsi, perché i ragazzi non vedono l'ora di essere ascoltati e di raccontarsi, ma la letteratura per ragazzi è considerata a torto naturalmente una letteratura di serie B, quindi non riesce a bucare il recinto che per esempio potrebbe farle accedere alla stampa tradizionale. Quindi di fatto le voci, ma non solo gli scrittori per ragazzi, quelli che lavorano gomito a gomito con le scuole, con l'adolescenza, con l'infanzia, non vengono ascoltati. Stamattina il giornale riportava un articolo che mi ha molto colpito, ed è proprio a proposito dell'ascolto, cioè il padre di Giulia Cecchettin, che riferiva che Giulia non ha detto a suo padre di aver paura di Filippo perché conosceva la sua ostilità verso di lui. Ora, io non conosco per carità il padre di Giulia Cecchettin, e anzi da quello che ho potuto capire è una persona sana, intelligente, con valori solidi, colta, e quindi non ho dubbi. Però molto spesso anche le persone così non si mettono in ascolto di chi hanno davanti. Io non sto assolutamente spostando il focus del problema, e attenzione, non sto condannando il padre di Giulia Cecchettin, ci mancherebbe altro, la condanna è sempre sull'aggressore e non sulla vittima, però anche questo, c'è una componente importantissima, fondamentale, che può far pendere il piatto della bilancia verso cose un po' più come dire, verso la sicurezza, la stabilità sociale, ed è esattamente l'ascolto. Senza ascolto va giù tutto come il domino, e purtroppo stiamo assistendo oggi esattamente a questo processo, che è il culmine di un percorso durato decenni, da cui dobbiamo in qualche modo uscire per salvare i ragazzi, perché da soli non si possono salvare, è compito nostro. È vero Gabriele, però è anche vero, questo la penso io, non voglio per carità che la pensino tutti come me, che noi siamo abituati da piccoli, anche i ragazzi giovani, a vedere i mostri dipinti terribili. Non ci rendiamo conto che invece il mostro, io li chiamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, questi ragazzi, questi uomini che fanno delle cose terribili verso questa creatura anche inerme, inerte, e non riusciamo a capire che proprio questi visi d'angelo a volte nascondono il demonio dentro, perché siamo abituati a vedere il demonio brutto, non siamo abituati a vedere il demonio bello. Gesù è bello, il demonio è brutto, siamo cresciuti così, ma si continua. Non è possibile che abbia fatto questa cosa, ma mio figlio, ma assolutamente. Allora si fa fatica. Perché? Perché siamo indietro.
anche nelle scuole. Ma come? Devo sentire una ragazza che dice nel 2023 ai docenti dovete ascoltarci? Ma è normale, secondo lei, con tutto quello che hanno detto, che hanno fatto, che hanno manifestato? Perché sono loro che manifestano, sono loro che ci mettono la faccia. Non è il cinquantenne, il sessantenne che scende nelle piazze. Qualcuno adesso, dopo 100 femminicidi quasi, ha deciso, beh, forse è tempo che anche noi scendiamo nelle piazze, forse è meglio che anche noi cominciamo a guardare le persone, specialmente le donne, in maniera diversa, se qualcuno lo fa male dobbiamo intervenire. Ma adesso, dopo quasi 100 femminicidi, perché sono 70, ma chissà quanti che non conosciamo e che non hanno detto niente, capisce che si fa fatica anche per un genitore, perché non ci si aspetta di trovare il Filippo mostro, non ci si aspetta. È impossibile pensarlo, Gabriele, prego. Ma sa che cosa? Il problema è che siamo abituati a pensare, e questo da millenni, che Satana, il diavolo, il mostro, sia fuori di noi e ogni tanto faccia incursione dentro di noi. In realtà ce l'abbiamo dentro dalla notte dei tempi, ma l'abbiamo sempre chiuso fuori dalla porta, non gli abbiamo mai dato voce e quindi non lo conosciamo. E se non si conosce una parte che è dentro di noi, non la si sa gestire. E quando uscirà, perché ovviamente le leggi, le convenzioni sociali, la bontà, i valori non possono tenere sedato questo mostro, che combatte ovviamente, diciamo, contro i nostri valori, beh, se non si conosce questo mostro e non ci si prende la briga, è faticosissimo ed è anche difficile ammettere di avere un mostro dentro, ma se non facciamo un lavoro su noi stessi, e lo si può fare con la lettura, per esempio, che aiuta a capire come siamo fatti. La lettura è una sorta di specchio, è uno specchio della società, vediamo le dinamiche che costantemente proviamo ogni giorno sulla nostra pelle, nella nostra quotidianità, e le capiamo. La letteratura ci permette di capire come siamo fatti noi e dove si trova il nostro mostro, ed è solo sapendo quello che riusciamo a gestirlo, a dargli un argine e a fare in modo che emerga, come la rabbia per esempio, in maniera costruttiva e non distruttiva. Lei ha citato i giovani di oggi che sono in piazza, quella è rabbia, è pura rabbia, è indignazione che però ha preso su di sé gli strumenti giusti per una ribellione intelligente. Ma quante persone a quella rabbia danno un seguito di questo genere e non invece, come tantissime volte accade, un gesto violento. Ecco, la stessa rabbia che abbiamo dentro, che corrisponde al mostro, che corrisponde al diavolo, se non si conosce non si sa usare e fa danni su danni su danni. Però Gabriele, poi do la parola al nostro Leone Trebasele, lo dico anche a Agnese, il problema è che Agnese, Giulia e tantissime, quasi tutte quelle che sono state uccise barbaramente, non avevano il mostro dentro. Anzi, difendevano quel mostro perché non pensavano mai che avrebbe fatto loro del male così tanto. Giulia aveva paura per Filippo, non per se stessa, nonostante i segnali ci fossero, nonostante lei sapeva benissimo, però lei dice ho paura che si faccia del male, ma vi rendete conto la bontà, la sensibilità? Mirella? Allora sentiamo Leone, poi devo andare in pubblicità, sennò veramente mi danno fuoco. Vai Leone! No, darti fuoco, Mirella, no. Vogliamo vederti per tanti anni. Fino alla Befana, ancora. Poi mi dà fuoco a Befana, dai. No. Allora, questi giovani non sono ascoltati perché non c'è tempo. Non c'è tempo. Siamo tutti di fretta, non c'è tempo per ascoltare l'altro. Sì, siamo tutti di corsa, è il tempo che manca. Ma volevo tornare sul mio cavallo di battaglia, Mirella, i palloncini. Sì. Abbiamo visto anche al funerale di Giulia i palloncini bianchi in cielo. No, i palloncini, io non sono contrario ai palloncini, basta che tu non li mandi per aria. E si vedono alle feste di compleanno, si vedono alle feste di carnevale,
Agnese, ti dico che il nostro Leone è contrario alla plastica. Quando vede plastica che gira, veramente, specialmente per aria, proprio impazzisce. Per spiegare chi è Leone. Vai Leone. Sì, perché poi ci cadono sui campi, sulle culture, sull'acqua, perciò nessuno si scandalizza. Questo che mi fa arrabbiare. E allora abbiamo visto questi ragazzi a Venezia che hanno protestato, che hanno abbellito la laguna con il verde, che io non ho mai visto il ponte di Rialto così bello con l'acqua verde sotto. Però tutti arrabbiati con questi. Allora vorrei dire a Brugnaro che se non fa qualcosa lui è, assieme alle isole Samoa, è il primo ad andare sott'acqua. Perciò allora che li ascoltiamo questi ragazzi che protestano. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Pubblicità. Mi avevano tenuto un sacco in ospedale, poi ero uscita, poi ero rientrata, avevo fatto avanti e indietro almeno 20 volte o di più. A volte la vita diventa un romanzo, sospeso tra la fantasia della narrativa e la verità del reale. Quando Agnese entra in ospedale per la prima volta nel maggio del 2013, ha 7 anni, 2 sorelle e una leucemia linfoblastica acuta. La sostiene un'irrefrenabile voglia di vivere, un desiderio capace di superare ogni confine. A supportarla saranno proprio Miriam, Titti, Esther e tutti gli altri personaggi che hanno preso vita nel romanzo. Tutti, a modo loro, l'hanno sostenuta in tutto il suo iter ospedaliero, giorno e notte, anche quando il trapianto di midollo appariva inevitabile. Oni è arrivato che io avevo 3 anni. Ho capito subito che non era come gli altri, appena entrato in casa. Allora adesso ti faccio entrare in casa di un'altra meraviglia, di un'altra ragazzina che avrei tanto piacere che tu conoscessi, per far capire l'importanza della scuola, di quello che ha detto Gabrielli Clima, di quello che ha detto Agnese Franceschini, lo studio, i compagni, gli amici. Andiamo a sentire. Avevo inizialmente coinvolto solo la mia classe, ma quando mi hanno comunicato che gran parte della scuola è riuscita, sono rimasta veramente allibita e sono venuta qua appunto a dargli supporto e a dirgli grazie per tutto quello che stavano facendo per me. È ancora emozionata Elena di fronte alla solidarietà dimostrata non solo dai suoi compagni di classe, ma da molti altri studenti dell'Istituto Sartor che hanno deciso di uscire dalle aule per farle sentire la loro vicinanza. Elena, 17 anni, da qualche mese sta combattendo contro un tumore, si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia che le abbassano le difese immunitarie costringendola a rimanere lontana da scuola. Da qui la richiesta della famiglia. Noi chiediamo che nostra figlia sia integrata nella classe mediante un sistema informatico che se la rete scolastica non riesce a supportare, noi forniamo anche a spese nostre tablet e connessione. La mancanza di fibra e una connessione debole durante il giorno, le cause che impediscono l'attivazione della didattica a distanza sincrona, che permetterebbe ad Elena di seguire le lezioni al mattino. Al momento infatti la ragazza ha a disposizione un'ora di DAD al pomeriggio, non sufficiente, sottolinea papà. È un'ora pomeridiana al giorno, solo con l'insegnante. Non è un problema di solo formazione, è un problema di inclusione. L'appello lanciato dalla ragazza inizialmente solo ai suoi compagni di classe perché manifestassero fuori dall'istituto a metà mattina è stato raccolto anche da altri studenti che sono usciti dalle classi restando però all'interno del cortile della scuola. Ci è venuto proprio dal cuore da aiutarla perché io, essendo bocciata, sono nuova in questa classe e quindi l'ho conosciuta in solo questi 3 mesi e mi sono proprio sentita di doverlo fare. Questa era una prima magari di tante manifestazioni che potremmo fare per velocizzare questa attivazione della DAD. La diagnosi, le terapie, la lontananza da scuola e dagli amici, un momento difficile per Elena, reso ancora più complicato dall'impossibilità di seguire le lezioni insieme ai suoi compagni, come spiegano la mamma e la stessa ragazza. Non poter partecipare a questa attività la fa veramente star male, vedendo
lasciando tanti suoi compagni in ospedale durante le terapie, che invece possono tranquillamente seguire le lezioni assieme ai compagni. Adoro stare collegata con loro ed è per questo che voglio questa DAD, per stare sempre vicina a loro, sentirmi un po' meno diversa. E questa battaglia che sto portando avanti anche con la scuola mi dia una motivazione in più per alzarmi ogni giorno e dire devo stare bene, perché devo combattere anche per il mio diritto allo studio. Allora Agnese, cominciamo da te. Cosa vuoi dire a Elena e come commenti questo servizio, queste parole, questi ragazzi? Avete sentito, ecco, l'ho conosciuta da poco, mi sono sentita in dovere di fare qualcosa. Prego Agnese. Allora, cosa dire a Elena? Che continui a lottare per questa cosa, perché io appunto ne ho avuto esperienza, sono stata una delle prime ad averne esperienza, nel senso che per mia fortuna le mie maestre, i miei professori sono stati sempre molto disponibili rispetto a questo, però anch'io ho avuto tante difficoltà, nel senso che alcuni professori la ritenevano una perdita di tempo, perché collegarsi era sprecare quei 3 minuti, perché appunto sembrava non ne valesse la pena. In realtà la pena vale tantissimo la pena, perché la persona in difficoltà non siete voi, cioè non siete voi che state in classe in quel momento, la persona in difficoltà in quel momento sei tu, sono io e Elena, e quindi è totalmente ingiusto che quei 3 minuti non vengano usati, che anche quella perdita di connessione che fa magari perdere anche mezz'ora, chi se ne frega, assolutamente, cioè vale comunque la pena per mantenere il rapporto con i compagni, con i professori e soprattutto per continuare ad andare a scuola, che secondo me è stata una cosa fondamentale nel mio percorso, ma lo è in quelli tanti altri. La DAD c'è già stata, è stata fatta con intere classi, non vedo perché collegarsi con una persona sola debba essere un problema, insomma. Quindi sì, assolutamente, io penso che debba continuare a protestare, che debbano continuare a protestare anche per i compagni, perché più si è meglio è. E quindi sì, insomma, che continui a fare quello che sta facendo, perché è importante. Un'altra cosa volevo chiederti, Agnese. Noi non abbiamo visto Elena, rispettiamo questa decisione sua dei genitori, non abbiamo visto questi ragazzi in volto, poi questo mi rivolgo a Gabriele. A te vorrei chiederti, perché ci si nasconde? Ma è proprio così orribile farsi vedere quando c'è la malattia? Cos'è la vergogna? I ragazzi non hanno vergogna. Anzi, quando noi facciamo le riprese, non vedono l'ora che noi li facciamo vedere. Non vogliono essere intervistati, devo dire la verità, fanno fatica, però quando prendono il microfono ce n'è per tutti. Ecco, con fatica, ma poi si aprono e vogliono vedersi. Però c'è la privacy, guai, sono minori, ma sono i minori che nei social fanno di tutto per avere visibilità e ci mettono anche la faccia. O sbaglio, Elena? È così terribile far vedere questo volto? Di cosa si ha paura? Si ha paura di vedere cosa? La malattia, la persona che soffre? Ecco, dobbiamo iniziare forse a non mettere più la polvere sotto il tappeto. Gli ospedali si aprono alle telecamere, sappiamo cosa c'è dietro la sala operatoria. Per fortuna una volta solo passare davanti avevamo il terrore, perché nessuno ci diceva cosa sarebbe accaduto oltre quella porta. Prego, cosa vuoi dire, Agnese? Ma sinceramente penso sia una scelta del tutto soggettiva, probabilmente anche io avrei fatto la stessa cosa, nel senso che non è per come sei in quel momento, è più per magari anche come ti senti in quel momento, cioè non voler far vedere il proprio volto è anche qualcosa di essenzialmente istintuale, non so se risponda proprio a una logica razionale del tutto, e non succede solo a persone appunto a persone diciamo nella situazione che era la mia, che è quella di Elena, tantissimi ragazzi preferiscono far vedere il proprio volto, anche io spesso sono un po', diciamo così, sempre tra il sì e il no. Poi appunto diciamo nel percorso, anche questo percorso qui che ho fatto col libro, sono riuscita a espormi di più. Non riuscirei a dare una spiegazione di questa cosa, però penso che ognuno possa fare le proprie scelte, insomma, non so. Però se si è un po' stimolati, dice Agnese, forse ce la facciamo
a superare anche quell'ostacolo, perché siamo sempre bellissimi, non dobbiamo nasconderci. Cosa dice Gabriele? Sicuramente. Siamo sempre bellissimi, sono parole verissime, però purtroppo oggi la bellezza interiore non è così valutata, c'è la bellezza esteriore, perché la società di oggi, che è la società dell'immagine e della perfezione, una società in cui l'errore, la diversità si preferisce non vederla, a quello che ha detto Agnese, che è assolutamente giusto, si aggiunge la paura dello stigma sociale, cioè del giudizio, della condanna o della indifferenza in cui la società tutta, fatte le dovute eccezioni naturalmente per alcune persone, però la società in genere tende a nascondere, a non voler vedere una persona sofferente, disabile, la cui bellezza è interiore, magari in quel momento non è esteriore. Mi viene solo in mente, Agnese se lo ricorderà perché lo cita anche nel libro, lo citiamo nel libro, la testa calva, no? Testa pelata. Ecco, la società oggi non gradisce le teste pelate, se non quelle appartenenti magari a gruppi politici, ma questo è un altro discorso. E il problema è reale, è di stigma sociale e si aggiunge naturalmente alle scelte che possono essere assolutamente personali. Forse, Gabriele, culturalmente non siamo ancora preparati proprio all'esposizione del proprio volto, del proprio corpo. Pensiamo ad esempio anche in altri paesi dove gli uomini tranquillamente portano i bermuda e la moglie è coperta completamente. Ecco, non si riesce a capire fin dove arriva la libertà di una persona, se è veramente una libertà convinta o se è una libertà costretta, perché questo si nota. Ecco, io lo vedo, io ho un banco alimentare, Gabriele, perciò ne vedo di tutti i colori, io ho coraggio di parlare, di chiedere, ma perché tua moglie è vestita così, tu ti presenti così, con la maglietta? Ma perché spiegamelo, perché non lo riesco a capire. Allora chiedo a lei, però si capisce che fanno fatica a parlare, hanno paura? Hanno paura. Lo stigma sociale in un ambito familiare, magari in un'altra cultura, si traduce in costrizioni che non possono essere spezzate, perché ci sono delle pene, anche corporali, lo sappiamo benissimo. Io ho scritto un libro la cui vicenda si ambienta in Afghanistan, e l'Afghanistan è un paese che ha la più alta disparità di genere del mondo e lavora proprio su queste costrizioni, per cui si torna sempre alla paura. Purtroppo se la società costruisce un sistema che è giudicante e che limita la libertà di alcune persone, queste persone non hanno modo, hanno paura e rischiano a volte la vita a esporsi, a esporre il proprio corpo, a esporre la propria testa pelata. È un problema culturale fondamentalmente, e anche nostro in Italia. Noi abbiamo una tradizione culturale che ha bandito l'esposizione del corpo diverso, del corpo malato, per la nostra idea di perfezione, dell'illusione della perfezione che sta mandando avanti questa società, secondo me, verso il baratro. Allora riguardiamo questa copertina di questo libro bellissimo, te lo prometto, una storia vera, e che sentiamo come ci saluta Agnese Franceschini e poi come ci saluta Gabriele Clima. Allora Agnese, come ci saluti? E vediamo anche la copertina del libro, prego. Intanto vi saluto ringraziandovi molto, nel senso che questa conversazione, questo momento che abbiamo avuto insieme è stato molto bello, anche con i vari ascoltatori che ci hanno telefonato, e quindi sì, vi saluto sperando di poter appunto magari in un futuro dialogare di nuovo con voi e ringraziandovi ancora moltissimo. E io ti invito, se avrai piacere di venire assieme a Gabriele Clima, alla tua famiglia, a Villa Margherita Inclusiva a Treviso, dove ci sarà proprio il 18 di dicembre alle ore 18 proprio un saluto a Giulia con un presepio grande 8 metri. Ieri papà Cecchetti mi ha autorizzato a fare questo, è stato molto contento
di quello che abbiamo pensato di fare per Giulia, per continuare a ricordare, per continuare a far capire che esistono ancora, che il dolore non passa, ma la speranza di cambiare, anche parlandone, sia sempre forte. Grazie veramente Agnese, ti manderò l'invito anche a Gabriele Clima, perché mi piacerebbe tanto che ci fossi anche tu e magari scrivere 2 righe che poi consegnerò alla famiglia Cecchettin. Grazie veramente Agnese, complimenti per quello che hai detto e questo bellissimo libro che hai scritto e illustrato assieme a Gabriele Clima. Gabriele, come ci saluta? Beh, vi saluto ringraziandovi come ha fatto Agnese, essere con lei e con Agnese e in questa trasmissione è comunque un'occasione molto bella, quindi ringrazio anche lei Mirella e tutta la redazione. E vi saluterei con un invito. Si è parlato prima di ascoltare i ragazzi per conoscerli. C'è un modo straordinario che noi adulti non facciamo mai per conoscere i ragazzi, ed è leggere libri per ragazzi. È molto semplice. I libri per ragazzi non sono semplicemente, e Agnese lo sa bene perché è una grande lettrice, non sono storielle di gnomi, di fate e di fiorellini che sbocciano, sono storielle forti, sono storie forti, sono storie come quella appunto che contiene questo libro, ma che danno delle chiavi possibili di lettura, e a noi servono quello. Quindi per conoscere effettivamente i giovani e per raccogliere il loro grido di ascolto, per conoscere le loro istanze, le loro problematiche, quello di cui hanno veramente bisogno, affidiamoci anche a chi scrive per ragazzi da tanti anni. Conosceremo, penetreremo un mondo che è quello dell'adolescenza soprattutto, rendendoci conto che noi non la conosciamo assolutamente, quindi non possiamo rispondere alle loro esigenze. Te lo prometto, una storia vera, leggete il libro, comperatelo che merita veramente, grazie a questi ospiti straordinari. Pubblicità. Le crescenti difficoltà che il giovane incontra nel creare una propria attività d'impresa tendono a dissuaderlo e a fargli aumentare il costo opportunità di compiere altre scelte oppure di spostarsi verso altri territori, soprattutto all'estero. Ma la cosa peggiore è la tendenza all'assuefazione, ovvero il sistema tende ad abituarsi anno dopo anno a una classe imprenditoriale anziana, così come sta accadendo per la società che si sta abituando alla presenza crescente di ultimi sessantenni. Allora saluto tantissimo il professor Alessandro Minello, economista. Saluto anche Andrea Gregori, segretario del Sindacato delle Professioni Infermieristiche, collegato con noi da Vicenza. Grazie anche a lei, Gregori. Grazie a voi. Grazie. Allora partirei proprio da Alessandro Minello. Noi siamo assuefatti di sentire balle, ma di talmente grandi a volte, professore, che non ci rendiamo conto che forse non hanno capito che non siamo proprio degli imbecilli, che non è vero che non capiamo niente, che forse Minovò Combata è un po' sorpassato, che non ce la facciamo più, che i conti non tornano, però parlano i soliti che non hanno questi problemi, che non ascoltano, sentono ma non ascoltano. Abbiamo sentito anche gli ospiti che ho avuto prima, i ragazzi soprattutto, questi ragazzi che non sanno più a che santo votarsi, tanto è vero che ho aperto con la canzone Volare nel blu dipinto di blu, perché non ne possiamo più di stare qui con delle persone che non vogliono ascoltarci e capire quali sono i veri problemi. Prego professor Minello, speriamo che ci dia buone notizie. Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. È un problema grosso quello dell'ascolto da parte, diciamo, della politica e delle istituzioni dei territori. In effetti in questo momento non è un problema di partiti politici, ma proprio di cultura della politica, nel senso che l'ascolto dei territori o manca oppure non si riesce comunque a tenerne conto, perché si pensa sempre molto al ritorno in chiave elettorale. I giovani stanno andando via, l'abbiamo visto e l'abbiamo detto più volte, e
e questo comporta un impoverimento culturale, di talento e di innovazione. L'impoverimento è poi demografico e anche in termini di nuove attività. Noi è bene chiarire, una società che è longeva non vuol dire che noi siamo contro la longevità, quindi contro l'invecchiamento della popolazione di per sé. Noi siamo a favore però di un ricambio, cioè se non c'è questo ricambio con una componente giovanile non ci sarà futuro. Questo è il tema grosso, non ci sarà futuro né nel lavoro né nell'impresa né nemmeno nella tenuta dei conti pubblici, perché chiaramente le pensioni non si potranno più pagare e il fisco andrà in deficit perché non ci sono entrate sufficienti. Se pensiamo che un ragazzo che entra nel mercato del lavoro oggi, lavorando continuamente, andrebbe in pensione a 71-72 anni contro i 65-66 dopo, a seconda dei casi che si va adesso, vuol dire un allungamento della vita lavorativa di almeno 10 anni. È chiaro che tutto questo comporta uno sbilancio previdenziale su un capitolo, la previdenza, che sta sempre crescendo e che è tra le più alte in termini di percentuale di spesa rispetto ad altri paesi europei. Quindi lo scenario è uno scenario su cui noi, io lo ripeto da tempo, non dobbiamo assuefarci, perché il rischio è proprio questo, cioè il rischio è che diciamo vabbè, le cose stanno andando così e non possiamo farci nulla. Invece siamo ancora in tempo se riusciamo a creare un ambiente affinché le famiglie possano, diciamo, avere la serenità di farsi una famiglia con figli. Considerate che oggi anche a Treviso il 50% delle famiglie sono unipersonali, quindi sono famiglie fatte da un singolo componente, e creare un ambiente poi anche lavorativo che sia attrattivo, come fanno altri paesi. Alla fine, guardi, non dobbiamo inventare chissà cosa, dobbiamo semplicemente anche, potremmo dire, emulare quello che fanno altri paesi, che mettono a disposizione delle risorse per gli apprendistati, per la creazione di imprese, per la formazione continua, per soluzioni come il quoziente familiare per le famiglie più numerose, garanzie pubbliche per l'accesso all'abitazione, per l'accesso a finanziamenti bancari. Ora, anche di recente ci sono stati in Italia alcuni interventi in questo senso, anche con l'ultima manovra che è allo stato attuale in Parlamento, anche con la garanzia per i mutui per le famiglie numerose. Quindi si sta andando, diciamo, in una direzione giusta, e questo è una cosa importante. Però è poca cosa, ecco, rispetto all'esigenza, no? È come dire, abbiamo un territorio che è assetato e diamo un bicchiere d'acqua. Questo è il concetto. Quindi bene la direzione, ma l'intensità delle proposte e delle misure in atto sono ancora insufficienti se vogliamo invertire il trend. Altrimenti il rischio è proprio quello di dire non possiamo far nulla, cosa che invece non è così, visto che altri paesi fanno proprio questo in sostanza. Allora, professor Minello, quello che io vorrei chiedere, perché veramente siamo in stato confusionale, cerchiamo un po' di capire qualcosa, ma è difficile perché non c'è trasparenza sui conti, non c'è trasparenza sulle tasse che paghiamo, dove vanno a finire tutti i soldi, perché non ce lo dicono. Vai su internet, ci dicono è scritto tutto, sì, andate a vedere se è scritto tutto. Ma la mia domanda è, la prego, professor Minello, mi risponda, ma ci sono i soldi o non ci sono? Perché qualcuno dice non è vero che non ci sono i soldi, è che prendono delle direzioni che il governo decide di prendere. Altri invece dicono non abbiamo soldi. Ma dove sta la verità? Ci sono i soldi o non ci sono i soldi? Tutto questo fiume di denaro che adesso arriverà col PNRR, che fine prenderà? Dove andranno a parare? Qual è l'obiettivo del governo? Non dello Stato, che lo Stato siamo noi, del governo. Qual è l'obiettivo, professor Minello? Allora, intanto partiamo dalla prima domanda. La capacità di spesa che ha il nostro Paese
è molto inferiore a quella di altri paesi perché abbiamo un debito pubblico molto elevato. Quindi ogni euro che noi spendiamo è un euro che in sostanza si aggiunge al deficit e poi al debito. E questo è un problema perché i margini di manovra che il nostro paese ha sono molto più bassi. Quindi dal punto di vista della capacità di spesa ogni anno qualsiasi governo deve fare bene i conti per cercare di non aumentare ancora il rapporto che c'è tra debito e PIL. Infatti l'opportunità ci sarebbe proprio attraverso i fondi del PNRR, perché è vero che i fondi del PNRR ce n'è una parte che sono a fondo perduto e una parte che invece poi vanno restituiti, però questi vanno restituiti comunque a tassi molto agevolati. Quindi se noi quei soldi riusciamo primo a spenderli in progetti di sviluppo e secondo spenderli in buoni progetti, quindi che hanno un moltiplicatore elevato sul territorio, questi soldi che noi spendiamo riusciranno a favorire uno sviluppo che genererà anche una restituzione in termini di risorse finanziarie per lo Stato. Quindi questo è un elemento importante ed è qui che si gioca il futuro, ripeto, del nostro paese, perché quei soldi, quelle centinaia di miliardi di euro che noi possiamo spendere da qui al 2027 rappresentano professore, fermo parentesi, miliardi di euro, l'ho detto il professor Minello, non l'ha detto la Mirella, miliardi di euro entro il 2027. Prego professore, poi diamo a Gregori. Esatto, quei soldi il nostro paese non potrebbe mai averli di suo per spenderli normalmente, quindi avere questa possibilità è un'opportunità che non si ripeterà probabilmente a breve, anche più avanti. E questo comporta il fatto che noi però dobbiamo assolutamente riuscire a spenderli in progetti per lo sviluppo, in digitalizzazione, nella formazione, nell'adeguamento delle infrastrutture scolastiche, nell'adeguamento delle infrastrutture della mobilità, nella sostenibilità, nella competitività per le imprese, per i giovani, cioè questi sono i temi cruciali di quello che è il rilancio post pandemia che in tutta Europa si sta attuando. Grazie professore, devo dare la parola a Paolo da Montagnana, se no mi cade la linea e poi vado da Andrea Gregori. Prego Paolo. Buongiorno Mirella e buongiorno anche ai tuoi scusa ospiti. Se ti ho tenuto al telefono, prego. Ma figurati, nessun problema, guarda. Allora io se sbaglio a parlare credo che il professore, l'economista mi possa correggere, però io dico una cosa Mirella, da quando siamo entrati in Europa, no? Provo anche a tornare indietro con la memoria, ho una buona memoria, però non riesco a capire quali leggi sono state fatte in Italia delle leggi valide. Parliamo di questo momento, si stanno azzuffando fra governanti che stanno governando e opposizione sul ponte di Messina, la pista da bob, questo st'altro che altro, ma schei del PNR, come che dice il professore economista, per incentivare i giovani, per spendere dei soldi, per pensare al lavoro futuro per i giovani. Mi pare che non ne sia neanche una di queste proposte. E continua a baruffare fra uno e l'altro dei debiti che gli ha fatto, ma io quando di 60 euro, ma io li chiamo i mangioni, noi politici. Prima che più sulla toaglia si sparti schei che ha da spartirsi e poi sbatte la toaglia e frego e forse pensa agli italiani che va a votarli, perché noi siamo sovrani solo il giorno del voto, il giorno dopo siamo solo 4 operai che vai a lavorare che vanno a pagare le tasse, imprenditori che vanno a pagare le tasse. Mi dico Mirella che con tutte le aziende, tutte le personali che dappertutto, di schei che ne va su allo Stato in una maniera incredibile. Sì che sa come spenderli? Sì che l'Europa ne mette sempre la lingua in casa nostra? Mira, sono un europeista, ma mi pare che questa non sia un'Europa giusta per tutti gli stati che fanno case membri.
Solo per certi stati, certi leggi che puoi fare con chi vuole, non altri non dobbiamo fare con chi vuole in Europa. Sempre sta von der Leyen, sta cosa che è in mezzo, e non altri mi pare essere 4 italiani che stanno sotto fermi, che ascoltiamo questi. Io dico, allora lo Stato italiano, il governo italiano votavano altri, e che avere un po' più voce in capitolo anche sui schemi che arriva del PNR. Io temo questi giovani che viene fuori dalle università, gli devo scappare tutti, non so, tutte le teste più eccellenti che abbiamo, sono tutte all'estero. Non so, non riesco più a capire questa politica, se è una politica o se sono degli scontri fra maggioranza e opposizione, lotte per chi che ha fatto il debito. E il debito non ha fatto errori, ne fa pagare non altri, ma il debito si è fatto errori perché anche i manager, Mirella, quando escono dalle cose dello Stato, diciamo che cifre esorbitanti, scusate per le esternazioni, ma come tutti gli italiani siamo stanchi di questa politica, di questa ladreria. Buongiorno e tanti auguri, Mirella. Grazie caro Paolo. La voce del popolo, dico sempre io, nel giusto, nel sbagliato, ma è una voce seria, una voce che vuole capire. Allora, Andrea Gregori, segretario sindacato delle professioni infermieristiche, bella professione, mancano i numeri, qua non si capisce più niente, manca dappertutto tanto e sono figure, persone, ecco, non sono numeri, sono persone. C'è la denatalità, per carità, ma a mio avviso c'è anche qualcos'altro, come ha spiegato il professor Minello, qualcuno, anzi più di qualcuno, se ne va via. Prego Gregori. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sì, il problema è, come sempre nel nostro paese, se abbiamo voglia di investire nelle giovani generazioni. Ritengo che adesso, partendo anche dalla professione infermieristica che rappresento, ci sia una poca volontà di investire nei nostri giovani rispetto alle professioni d'aiuto. Questo è evidente, non c'è un'incentivazione a prendere questa strada e la cosa peggiore è che chi ha scelto per passione questa strada poi la va a praticare all'estero. Questo è, diciamo, la cosa più preoccupante in questo momento, cioè noi spendiamo soldi in formazione e formazione anche di qualità dei nostri giovani infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, eccetera, anche giovani medici che poi decidono di svolgere la propria professione all'estero perché hanno delle prospettive di carriera economiche e anche sociali diverse dalle nostre, e questo è un problema per il nostro paese, perché con una popolazione che invecchia, in cui noi dobbiamo garantire alcuni servizi che debbono necessariamente avere una loro componente di rapporti umani e quindi di persone, noi stiamo perdendo il controllo su questo. Penso alla grande crisi delle case di riposo e deve ancora arrivare la mia generazione, che è quella del baby boom, all'interno di queste strutture, fortunatamente, però è una prospettiva sulla non autosufficienza che lascia veramente perplessi sulla gestione futura. La sensazione è che questa politica stia guardando all'oggi per oggi e non abbia una prospettiva sul futuro anche dell'invecchiamento della popolazione e della formazione di giovani levi da trattenere poi nel territorio nazionale per far fronte a queste esigenze. Sono esigenze che negli anni cresceranno. Anche gli investimenti del PNRR vanno in questa direzione, assolutamente, le case di comunità piuttosto che altro, però una volta che abbiamo i muri noi abbiamo necessità di metterci dentro i professionisti, e il rischio delle cattedrali nel deserto oggi come oggi è ben radicato, e questo una politica di programmazione non se lo può permettere. Manca una politica di programmazione per i giovani che vogliono intraprendere un percorso che sia di una professione di aiuto sostanzialmente.
Molto chiaro Gregory, e ringrazio veramente per queste parole con quanta pacatezza ma molto chiare, che ha spiegato quali sono i problemi. Facciamo le cattedrali, le abbiamo già iniziate a fare da un pezzo Gregory, purtroppo sapendo benissimo che i numeri non ci sarebbero state di persone all'interno che sono gli addetti ai lavori. Non ci sono, è inutile che vengano a raccontare. Hanno pensato al cemento, alla struttura e non alla persona. Questa è la verità, perché il business è da un'altra parte, non è la persona. Il business non è la persona. Se fosse stata la persona non ci troveremmo in queste condizioni, perché lo sapevano benissimo. Le date di nascita ci sono, sapevano tutto, vuol dire che qualcuno ha preso qualche altra strada. Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Mirella. Ciao Sandra, scusa per ieri Sandra, ma non era colpa nostra, ieri è stato un disastro con le linee, ma non era colpa nostra, prego. È vero, saluto anche gli ospiti. Allora, io vorrei dire una cosa, gli edifici dell'INPS in tutta Italia, non solo a Padova, cosa hanno fatto? Hanno abbandonato l'edificio che era di proprietà e hanno preso in affitto un altro edificio con costi enormi. Padova l'hanno venduto dopo anni, l'anno scorso, perché ho la signora Wanda che mi informa, perché è un ex consigliere di Padova, e poi l'ho visto anche a Rete Veneta, le varie trasmissioni. Allora io mi chiedo, poi hanno accorporato l'associazione degli avvocati, l'associazione dell'Enasarco, tutto all'INPS, perché un esempio, la mia amica che ha un marito ormai anziano, avvocato, quando è stato il momento di prendere la pensione dell'associazione di cui faceva parte, non c'erano più soldi, dunque non ha percepito niente. Mia sorella Enasarco aveva un tot che faceva un po' cumulo con la pensione di reversibilità, perché mio cognato non c'è più, e gli hanno tolto, erano 300, gliene danno 100. Allora, anzi, gli hanno tolto tutto, il primo anno hanno calato la cifra e dopo hanno tolto tutto. Allora io mi chiedo, tutti questi signori economisti che sanno, perché io non sono una comunista, però piano un attimo, i conti 2 più 2 fa 4 a casa mia, e se tu fai un debito, tu sai benissimo che se lo fai 1 anno, 2 anni, 3 anni, dopo vai o in fallimento o non sei più in grado di gestirlo, di pagarlo. Dunque io credo che, come dicono qua, le magnarie, come dici te Mirella, sono in tutti i campi. Allora ci vorrebbe qualcuno che prendesse in mano veramente la situazione, e invece purtroppo fanno commissari, i commissari sono pagati l'ira di Dio perché sono pagati tantissimo. Poi per quanto riguarda i sindacati, io avevo un amico direttore, dunque so anche un po' il meccanismo. Veloce, se no non ce la facciamo, sì. Vai. Allora, ho sentito la Nadia, mi pare, di Treviso, che diceva la Camus è andata fuori con la liquidazione di 1 milione di euro. Allora io mi chiedo, Mirella, allora nessuno dice che la liquidazione non deve essere percepita, perché è giusto, se uno ha anni di lavoro deve avere, ma deve avere il giusto, no. E poi non fanno la denuncia dei redditi, i sindacati, perché io mi informo da chi sa le cose. Allora, qui bisognerebbe veramente, perché sennò l'Italia, Mirella, non so come andremo a finire. Grazie Sandra, grazie. Sentiamo come risponde la nostra Sandra il professor Alessandro Minello, e anche a quello che ha detto Andrea Gregory. Prego, professor Minello. Allora e anche a Paolo da Montagnana dobbiamo rispondere. Il problema grosso che c'è sugli squilibri di tutte le varie casse previdenziali è evidente, perché purtroppo ci sono, diciamo, meno contributi, semplicemente ci sono meno contributi che entrano dal mercato del lavoro, e ci sono più contributi che escono continuamente a seguito appunto dell'invecchiamento della popolazione, e quindi delle nuove pensioni che vanno pagate di volta in volta. Considerate che
Questo purtroppo è già stato sottolineato dall'INPS e anche dalla Banca d'Italia, che hanno evidenziato come la sostenibilità di questo sistema previdenziale con questi tassi di contribuzione in entrata e le uscite per appunto le prestazioni pensionistiche non è assolutamente sostenibile nel giro di massimo una decina d'anni, voglio dire. Quindi la cosa non è di semplice soluzione, perché da un lato bisognerebbe aumentare le contribuzioni, ma aumentare le contribuzioni vorrebbe dire già andare a pesare, a gravare ulteriormente su una pressione fiscale e contributiva sul lavoro che è molto elevata, e quindi metterebbe fuori mercato molte aziende che non sarebbero più competitive. L'effetto poi sulla domanda di lavoro sarebbe ancora negativo, quindi non se ne uscirebbe. Io sostengo da tempo che si potrebbe aumentare la strada di prevedere delle agevolazioni, dei bonus o dei sgravi contributivi sull'assunzione dei giovani ad appannaggio delle imprese. Cioè io, anziché dare un bonus alla persona per spendere in alcune attività, io potrei dare un bonus all'azienda che assume un giovane e lo contrattualizza. Questo avrebbe un duplice effetto: da un lato eviterebbe, diciamo, molte occupazioni sottopagate e anche a volte occupazioni non regolari, e dall'altro andrebbe a valorizzare un'occupazione giovanile che oggi è molto bassa rispetto ad altri paesi. Sentiamo, professor Minello, cosa ne pensa Andrea Gregori di quello che ha appena detto. Prego, Gregori. Ma allora, dai ritorni che ho io dei colleghi che sono all'estero, è che all'estero mettono al centro la valorizzazione della persona, e la valorizzazione della persona passa anche attraverso quello che diceva il professore, una serie di occasioni che vengono date anche al datore di lavoro di poterla valorizzare questa persona, anche con gli sgravi contributivi, e avviarli in un certo modo ad una carriera, valorizzando proprio qual è la propria peculiarità, mentre nel nostro paese si sentono dei numeri sostanzialmente. Poi volevo anche rispondere, insomma, alla spettatrice che diceva delle organizzazioni sindacali che non hanno da fare la dichiarazione dei redditi. Allora, le organizzazioni sindacali non hanno l'obbligo di bilancio, però voglio dire, è anche vero che funziona un po' come per la politica. Nel momento in cui uno si iscrive al sindacato, è un socio di questo sindacato e deve, come dire, esercitare la sua forza di controllo all'interno dell'organizzazione. È chiaro che se un'organizzazione non sente la forza del controllo dei propri associati, poi si creano quei contesti che la telespettatrice ha descritto. Ma questo vale anche per la politica. Quante volte noi andiamo a votare il giorno delle elezioni e consegniamo di fatto una delega in bianco a chi poi deve governare. Questo non va bene, perché l'impegno di un cittadino non si deve consumare solo o nella tessera del sindacato o nel giorno delle elezioni esprimendo il voto, ma poi esercitato un controllo sulle persone che tu hai delegato a rappresentarti. E come le vai a trovare che si nascondono? Non si riesce. Guardi che io li invito tutte. Sempre libere. Sì, ma Gregori, il problema è che una volta che arrivano là su queste, basta vedere anche quando queste persone veramente scendono nelle piazze, specialmente a Roma, se entra uno e con fortuna. Il problema è veramente grande, non si fanno trovare, non si fanno sentire, dicono quello che vogliono. Sapete quante volte mi chiedono non vogliono il contraddittorio? Allora sta a casa, che Dio chi se ne frega, ma se non vuoi il contraddittorio, ma che discorsi sono? Ma come, sei eletto, ti paghiamo e non vuoi il contraddittorio? Vuoi un'unica voce? Non è possibile, allora se ne stanno là, però il contraddittorio è doveroso e dovrebbero ascoltare. Abbiamo Fabio da Padova, vai Fabio. Ciao Mirella, grazie. Ciao. E saluto a tutti. No, volevo dire, a proposito dell'INPS, no?
io mi sembra che l'avevo già detto tempo fa. Allora, intanto l'INPS truffa gli invalidi indigenti perché le spetterebbe 740 invece da 280, 300, e se te non li chiedi l'INPS non te li dà. Quindi, e nessuno ti dice che hai questo diritto, quindi nessuno li chiede. A parte questo, volevo dire che le pensioni, quando uno paga i contributi, dà dei soldi, che sono soldi miei, e pago dei contributi per avere la pensione. Se dopo l'INPS sperpera il denaro in maniera sbagliata, come abbiamo visto più volte, che comprano palazzi, che dopo vanno in decadimento, fanno un sacco di investimenti sbagliati, non capisco perché la mia pensione deve pagarla un altro. È come la cassa peotta, che se io ti do dei soldi sono miei e tu dopo alla fine me li devi restituire, ma se te dopo quei soldi li spendi in altre cose non hai più i soldi da restituirmi, no? Questo è il problema. Mirella, posso dire un'altra cosa? Prego. A proposito delle case popolari, no? A Padova c'è la base, l'ex base dell'aeronautica militare, dove c'è l'aeroporto di Padova, e sono andati via tutti, spariti tutti. Ci sono condomini, uffici, capannoni, dove hanno messo i ragazzi, quelli che sono arrivati dall'Africa, e lì c'è un sacco di case, tu vedi che roba, c'è perfino una piscina olimpica, e lì è tutto che adesso va in decadimento. E perché non le danno queste cose alle persone che hanno bisogno? Grazie Fabio, sentiamo come commenta il professor Minello e poi anche Andrea Gregori. Prego professor Minello. Ecco, l'esempio che ha fatto il nostro amico poco fa è proprio calzante, cioè nel senso abbiamo una caserma, abbiamo degli spazi che oggi non sono utilizzati e potremmo riconvertire questi spazi e creare delle alloggi o altre strutture o servizi per la popolazione. Questo è un esempio di interventi che possono essere finanziati con le risorse del PNRR. E quindi è per questo motivo che secondo me quei soldi possono essere utili proprio in questo senso, che abbiano anche una valenza sociale, di inclusione e di attenzione alle fasce più deboli. Considerate, guardate, che l'Italia è il paese che ha la maggior quota di soldi del PNRR in tutta Europa, più della Germania, più della Spagna, più della Francia. L'Italia deve spendere da quando è iniziato fino alla fine del 2027 circa 200 miliardi di euro. 200 miliardi di euro. Ora, pensate solo una cosa, la manovra di bilancio per il 2024 di cui si sta parlando, più o meno, dopo vedremo i numeri precisi, ma più o meno stiamo parlando di circa 23-24 miliardi di euro. Bene, noi dobbiamo spenderne 200, che vuol dire circa 10 volte la manovra di cui stiamo parlando. E soprattutto, diceva bene anche prima il nostro interlocutore, e anche sindacalista, abbiamo bisogno di programmare, di essere capaci di fare programmazione, perché guardate, è chiaro che l'Europa ci concede questi finanziamenti, diciamo, ma vuole che siano rendicontati. E qui sta il problema grosso, cioè noi dobbiamo riuscire a spendere questi soldi in progetti rendicontabili, in modo trasparente e nei termini previsti dalla normativa. Ora, se non saremo in grado di farlo, questi soldi li perderemo, ma li perderemo per sempre, perché poi non torneranno nelle nostre casse e noi non abbiamo alternative. Quindi creare un ambiente attrattivo, inclusivo, intelligente, moderno, per fare tutto questo servono questi soldi, ma per ottenerli, le varie tranche, bisogna cantierare i progetti
e realizzarli e poi rendicontarli. Questa è la sfida che abbiamo davanti, non ci sono altre strade, in questi casi non ci sono, non sono ammessi. Professore, non vorrà mica dirmi che non siamo in grado in Italia di avere queste persone, ecco, che possono fare questo. Il problema è che non lo vogliono fare, no? Perché non mi vengono a dire che non abbiamo queste menti eccessi da presentare e proporre questi problemi. Lo hanno fatto la Spagna i soldi li spende, presenta i protetti, programma prima. Ma allora di cosa stiamo parlando, professore? Se noi non facciamo questo perché nessuno vuole in politica delle persone magari anche preparate e mettiamo solo, andiamo avanti col clientelismo. Abbiamo Paola da Padova, poi sentiamo Gregory. Paola? Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Eccola Mirella, qua, finalmente buongiorno questa mattina sei riuscita a prendere la linea. Vai Paola. Sì, grazie mille, dai, è il mio giorno fortunato. Allora, signor Gregory, mi scusi ma non ho le sue stesse idee, perché siamo già così impegnati a guadagnare la pagnotta per noi e per mantenere questa gente che eleggiamo, siamo già impegnati a accudire i genitori anziani, impegnati a tirare a fine mese, impegnati a tirarsi fiori. Quindi lei parte dal presupposto che questa gente non fa il loro dovere e noi lo dobbiamo attendere, ma vogliamo scherzare? No, loro sono strapagati, stracoccolati, devono fare il loro dovere. Questo è il punto per me. Poi un'altra cosa per i sindacati. Signori sindacati, ma continuiamo sempre anche loro dalla parte dei privilegiati? Perché non hanno mai fatto una battaglia che la pensione di reversibilità dei poveri, dei comuni che restano soli e poveri all'improvviso, gli viene dato il 55% di contributi versati, magari la persona è morta appena un anno dalla pensione, mentre naturalmente per i privilegiati lì non bisogna tenerli d'occhio, è una cosa scandalosa che i politici hanno la reversibilità al 100%, senza tener conto che i loro stipendi sappiamo già a che volumi sono. Ultimissima cosa, a proposito di privilegi, bene ha detto il signore a Padova, all'aeroporto, eccetera, non solo, le persone che lavoravano all'aeronautica hanno grandi privilegi perché hanno appartamenti gratuiti in centro a Padova con tanto di giardino e continuano a restare in questi appartamenti nonostante che l'aeronautica non esista più. Auguri a tutti, grazie infinite alla Mirella, la grandiosa Mirella, perché qua di lavoro da fare e gliene è tantissimo nonostante il grande lavoro che lei faccia tutti i giorni. Grazie cara Paola. Allora cominciamo con Gregory. Prego Gregory. Sì, allora io non sono d'accordo completamente insomma con la telespettatrice, perché noi dobbiamo trovare il modo comunque di imporre il controllo sociale. Questo è un mio pallino, ritengo che sia, al di là di tutte le considerazioni che ha fatto giuste la telespettatrice del fatto che ognuno di noi ha una vita ed è impegnato a garantirsi una vita, voglio dire, però non possiamo essere, come dire, autoassolverci nel momento in cui noi non esercitiamo il controllo sociale sulle persone a cui diamo la delega. Se questo tema non entra nella politica, nel sindacato, nelle istituzioni, noi lasceremo sempre libere persone di comportarsi come meglio credono e come si stanno effettivamente comportando. Adesso la grande sfida che diceva anche il professore è che l'Europa ci ha dato sì delle risorse finanziarie ingenti, ma l'Europa lancia la sfida allo Stato italiano e a tutta la sua classe dirigente di avere una tempistica e una rendicontazione, cosa che nei grandi progetti di questo paese non si era mai vista. Se pensiamo alle grandi infrastrutture che dovevano partire, non sono partite, sono in ritardo per una serie di motivi burocratici o comunque amministrativi, oggi la sfida che ci lancia l'Europa è: avete del denaro a disposizione, però dovete fare le cose con un certo criterio. E questa forse è la prima sfida vera che lo Stato italiano e la classe dirigente si trova ad affrontare.
L'altra cosa è che la classe dirigente di questo paese ha necessità di essere svecchiata. Su questo non c'è ombra di dubbio. Noi non possiamo pensare che possiamo avere dei dirigenti pubblici che sono già in pensione e vengono incaricati, voglio dire, per un nuovo incarico, e non pensare che possiamo avere una persona sui 50 anni che ha ancora 15 anni da lavorare e non possa essere un ottimo dirigente pubblico. Quindi c'è necessità assolutamente in questo paese di fare un cambio generazionale anche in quella che è la governance amministrativa del paese, perché non è solo una questione di classe politica, è anche una questione di classe dirigente della pubblica amministrazione. La classe dirigente della pubblica amministrazione va assolutamente svecchiata e va resa appetibile. Perché? Non perché ci sono dei privilegi, ma le menti migliori non stanno andando nel pubblico impiego. Le menti migliori vanno dove vengono retribuite meglio, giustamente, e se le sta ovviamente accaparrando tutto quello che è il settore privato, perché ha una possibilità di spesa rispetto a una persona che vale superiore a quella del pubblico impiego. Allora ci sono due binari da seguire: lo svecchiamento e il sistema retributivo per una classe dirigente che sia veramente una classe dirigente e non un ripiego per persone che non troverebbero sbocco in nessun altro ambito privato. Molto chiaro, sentiamo come commenta il professor Alessandro Minello. Prego, professore. Io sono molto d'accordo sul fatto che serva un ricambio generazionale a tutti i livelli, anche della classe politica. Noi rispetto agli altri paesi scontiamo proprio questo, il fatto che se noi guardiamo le fotografie dei vari rappresentanti all'estero politici, vediamo come i nostri sono sempre molto più anziani rispetto a quelli che troviamo in altri paesi, e questo chiaramente è un problema, potremmo dire, un po' atavico nel nostro paese. Sarebbe il momento proprio di attuare qualche cambiamento in questo senso e valorizzare maggiormente i giovani. L'Italia non è un paese per giovani, è un titolo di un'opera anche letteraria, per cui questo è un elemento fondamentale. Ma guardate, che sia vera questa cosa, lo vediamo anche in un paese come la Germania. La Germania, a parte il fatto che ormai è in recessione tecnica da due trimestri, ma quando è finita l'era della Merkel c'è stato un grande periodo, si è aperto un grande periodo di confusione politica in Germania, di mancanza di grandi leader, di mancanza di visioni come c'erano prima, condivisibili o meno, ma erano presenti. Recentemente uno studio che è stato fatto ha evidenziato proprio come la mancanza di una capacità politica, di una leadership e di una autorevolezza, non tanto autorità, ma autorevolezza da parte della classe politica tedesca post-Merkel, sia alla radice non tanto della recessione attuale, ma proprio del declino che negli ultimi anni c'è stato in quel paese. E quindi questa apre una nuova prospettiva, cioè nel senso di dire: dobbiamo ripartire dai giovani, dobbiamo ripartire dalle persone, da una cultura della politica, della programmazione. Dovremmo far studiare le persone scienze della politica, dovremmo iniziare veramente a creare delle scuole, come avviene per esempio anche in Francia, di amministrazione, di alta amministrazione, che possa dare a queste persone, ai giovani che intendono appunto avviare la professione, perché non basta la passione per la politica, ci vuole anche la competenza, si possa avviare un percorso di ricambio almeno dei tecnici, se non proprio dei politici eletti, almeno dei tecnici che operano all'interno dei vari ministeri. Faccio un esempio. In molti paesi il PNRR è gestito a livello centrale
e quindi molte delle attività giustamente vengono sviluppate a livello centrale e altre invece sono delegate con una sussidiarietà a livello regionale. Se noi guardiamo i risultati, diciamo, del nostro paese, vediamo che alcune azioni che sono centralizzate, che giustamente hanno, diciamo, il riferimento centrale, sono svolte in maniera poco efficiente, mentre a livello regionale molte delle funzioni che sono state svolte, almeno per le regioni del centro-nord soprattutto, sono state svolte in maniera più efficiente. Quindi in questo caso noi che cosa abbiamo? Abbiamo che il decentramento amministrativo della gestione di alcuni progetti a livello regionale ha funzionato, potrebbe migliorare sicuramente, ma ha funzionato. Quello che invece è un problema è il livello ministeriale, cioè a livello ministeriale molte delle azioni che sono state, diciamo, accentrate a quel livello, e dico giustamente, attenzione, giustamente, non sono state, diciamo, realizzate per vari motivi nella misura in cui doveva essere. Quindi questo significa che ci sono regole da rivedere e persone da rivedere. Sì, però vede, professor Minello, il problema è che non vogliono cambiare i politici, perché ogni volta che hanno la poltrona, prima di perderlo, ci pensano 1000 volte. Tanto è vero che adesso c'è la guerra sul terzo mandato, che qualcuno è anche il quarto, non solo il terzo, che sta facendo, ma molti non lo sanno, non si ricordano, perché abbiamo perso anche la memoria forse, ma soprattutto non si vuole dare spazio ai giovani, professor Minello, non si vuole dare spazio ai giovani, a quelli che sanno, a quelli bravi, continuano a uscire, come dice Gregori, continuano a uscire, perché non credono nel nostro paese, non li valorizziamo, studiano, sono preparatissimi, però vanno via. Cosa stanno a fare qua? E la politica che messaggi dà? Abbiamo visto cosa c'è veramente, che ministri abbiamo, ma vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Questi sono messaggi devastanti che arrivano al mondo dei giovani, devastanti, professore, nel silenzio totale della politica, nel silenzio totale. E allora? Sono persone che ne hanno combinato di tutti i colori, che se fosse uno di noi saremmo già in galera non so da quanto, eppure si va avanti, si tace, la poltrona è sacra, guai toccare il governo, perché se muore qualche poltrona cade tutto, questa è la verità. Parliamo del ponte di Messina, professore, ma si farà o non si farà? Perché anche questa mattina un grande esperto ha detto non si farà mai, non si farà mai, è impossibile farlo. E allora vogliamo parlarne? E queste persone a casa che non sanno di politica economica, perché non ci hanno insegnato, se non l'hai studiata nessuno è trasparente su quello che sono i costi effettivi, le entrate, le uscite, non si sa mai niente. Parliamo di andare nella Luna e non abbiamo ancora la banda larga, professore, ma cosa ci vengono a dire? Ma dove hanno investito? Eppure sapevano che si doveva arrivare a questo, ma gli interessi sono altri. Non è aiutare il paese a crescere, se no non avrebbero fatto queste scelte, non le avrebbero fatte, avrebbero dato la possibilità di crescere alle aziende, agli artigiani, ai piccoli industriali. Hanno sostenuto le multinazionali fino all'altro giorno, che non pagavano neppure le tasse, professore. Vogliamo parlarne? Prego, professore. Ma diciamo che, come dire, è difficile non essere d'accordo con queste cose. Il problema è culturale, cioè io lo vado dicendo da tempo. Se voi pensate ai mondi anglosassoni, per esempio, pur con tutti i problemi che ognuno ha chiaramente, esiste una parola in inglese che si chiama accountability, che è alla base diciamo, di quello che dovrebbe essere l'azione che ha valenza pubblica, che ha una valenza pubblica. L'accountability vuol dire, diciamo, un po' in senso lato, vuol dire responsabilità e trasparenza e rendicontazione. Responsabilità, trasparenza e rendicontazione. Questi elementi sono quelli che dovrebbero guidare qualsiasi azione politica di policy, meglio, qualsiasi azione di policy che abbia valenza collettiva, ed è quello che ci chiede anche l'Europa nel programma con il PNRR. E da parte nostra noi abbiamo sempre avuto diciamo, gravi carenze su questo punto, ed è per questo motivo che noi adesso oggi ci troviamo in questa situazione e anche facciamo fatica, come dire,
ad avere quelle capacità e quelle strutture che invece hanno altri paesi. Purtroppo è un fatto culturale e devo dire la verità, è un fatto culturale che bisogna che ci assumiamo tutti la responsabilità di questo, perché è vero che i politici come dire, hanno tutte queste carenze e queste problematiche, però dobbiamo dire le cose fino in fondo, tutti questi politici in questi 30-40 anni e più li abbiamo eletti noi, quindi alla fine, come dire... insomma, professore, a livello locale qualcosa di regione, ma poco anche là, ma a livello nazionale ci hanno tolto anche le preferenze, professore. Ma allora se non andiamo a votare, perché non andiamo a votare? Se andiamo a votare abbiamo tutti i nomi iscritti, allora che libertà di pensiero abbiamo per mettere le persone per bene? Non ce la faremo mai, perché ci hanno tolto anche questo, professore. E non è vero che noi non vorremmo cambiare, il problema è che non ci lasciano perché abbiamo i nomi già prescritti. Abbiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, buongiorno a tutti. Buongiorno. Completamente d'accordo con te. Io sono con gli ingegneri che dicono no al ponte di Messina, perché arrivano in un'ora, arrivano in Sicilia, arrivano con gli aerei dalla Germania, insomma è pericoloso e tutto. Seconda cosa, purtroppo abbiamo le tasse più alte d'Europa, abbiamo le tasse. Ne faccio 2 o 3 esempi. Io ho pagato una macchina, il passaggio 500 euro, l'ho venduta a un tedesco, ho pagato 30 euro, tanto per dirne una. In Germania non pagano le autostrade e il mio amico vedovo tedesco su 20.000 di pensione paga 400 euro, noi paghiamo 4.000 o 5.000 euro di tasse. Quelli che dicono che in Italia non pagano le tasse dicono una grande... E poi Mirella, diglielo ai signori lì, ricordalo, che l'ho sentito anche ieri o l'altro ieri, il Zabeo della CGA di Mestre, c'è uno spreco di 200 miliardi d'Italia ogni anno, sprechi, ruberie. Luciano, devo chiudere, se no non riescono a risponderti i miei ospiti. Grazie, molto chiaro comunque con la tua telefonata. Allora, Gregori, come commentiamo le parole di Luciano da Desenzano? Ma come dire, la rassegnazione anche nostra come popolo di non avere, come dire, la capacità di invertire una rotta. Perché come diceva anche lei Mirella, insomma, ci stanno togliendo un po' tutte le facoltà, come dire, anche di sceglierci i nostri rappresentanti a livello centrale, sicuramente questo, e comunque questo avviene anche a livello regionale. Oramai le liste le fanno i partiti e le persone non vengono scelte sicuramente dalla gente. Mi dispiace, come dire, che si respiri questa area di assoluta rassegnazione rispetto a tutti gli eventi sociopolitici che stanno avvenendo nei nostri territori. Io penso che al di là del fatto che potremmo tutti essere in difficoltà, come dire, a garantirci un futuro o andare avanti giorno per giorno, perché le difficoltà che la vita ci pone davanti sono tantissime, però veramente voglio pensare, sia per me che non sono poi così vecchio, ma anche per i miei figli soprattutto, che ci sia un risveglio sociale in questo paese, un risveglio sociale in cui le persone smettano di avere solo la voglia di lamentarsi, ma abbiano la voglia di andare ad approfondire e a capire le cose e non più delle gare in bianco, perché questa è una cosa che io sostengo da tempo. Nel momento in cui noi diamo delle deleghe in bianco e non sosteniamo il controllo sociale, poi andiamo verso la rassegnazione anche. Ma allora, scusa Gregori, cosa proporrebbe di fare allora lei? Perché il paese rassegnato è in mano, a poi una categoria di politici e amministratori che di questo traggono vantaggio. Gregori, mi sente? Sì.
Allora, Adesso cosa propone allora? Cosa si potrebbe fare? Perché è giusto criticare, adesso voglio capire come costruire. Allora che potere, come possiamo cambiare? Me lo spieghi? Allora, il cambiamento parte da ognuno di noi. Se ognuno di noi fa la propria parte nel controllo sociale, noi avremmo sicuramente una, No, Gregory non ci una sto. classe No, dirigente. Gregory non ci sto. Allora, io faccio parte del Non ci mondo sta. del volontariato. Ognuno Gregory, deve dare il suo contributo. Gregory, io Ognuno faccio deve dare il parte proprio del mondo del contributo. volontariato. Ce le mettiamo tutte e di più. Col Covid abbiamo messo le pezze dove la politica non arrivava e non voleva arrivare anche per paura. Noi eravamo presenti concretamente. La prima cosa che hanno colpito è stato il mondo del volontariato, perché hanno messo una burocrazia da elefante che in tantissimi se ne sono andati e altri se ne andranno, perché sta nascendo la multinazionale del volontariato. Questo lo dico io da mesi e sarà così, sicuramente così. Allora Gregory, non può dire che noi non facciamo il nostro dovere. Abbiamo più nel territorio 7.000 associazioni di volontariato che fanno oltre il loro dovere, senza chiedere nulla in cambio. A testa bassa arrivano sempre e hanno colpito anche quello. Mi dice dove dobbiamo andare a parare? Abbiamo Gianfranco Valeri, vai Gianfranco! Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno, veloce perché sono in chiusura. Sì. Buongiorno signor Gregory e buongiorno professore. Professore, mi rivolgo proprio a lei, mi sembra, non volevo intervenire, ma quando ho fatto questi discorsi le dico solo due cose, professore, mi stia bene attento, perché lei ha detto di quelle cose secondo me inesatte. Perché quando dice negli ultimi 30 anni, negli ultimi 30 anni, professore, hanno azzerato la politica. Quando io ero bambino, io ho 74 anni, quando io ero bambino ci addestavano ancora, quando i partiti ci addestavano ancora quando avevamo i pantaloncini corti e andavamo nelle segreterie, ognuno, c'era la festa dell'unità, c'era la festa dell'amicizia, c'erano le feste della tutti erano coinvolti. Io le dico proprio per esperienza diretta che uno prima di fare anche il consigliere comunale passava per le segreterie e tutto, non mandavano lì gente inesperta e tutto, e io le dico proprio per esperienza che poi nella seconda tornata, quando hanno azzerato i partiti, che sono diventati tutti i partiti personali che hanno allontanato la gente dalla politica, perché comandano solo partiti personali che comandano la politica, hanno fatto una legge elettorale che lei non ha più diritto di voto, comandano le segreterie e tutto, non mi dica che lei queste cose non le sapeva. E poi se lei fa un esame, io vorrei che fosse un esame prima di fare il consigliere comunale semplice, lei che i professori li boccia 3/4, perché non sanno neanche cos'è una determina, sono chiamati dietro così da qualche... Gianfranco, devo chiudere perché non ce la faccio proprio, ma tanto ci sentiremo ancora. Professore Minello, come ci saluta e cosa dice a Gianfranco Valeri? Allora, intanto siamo assolutamente d'accordo, cioè il declino della classe politica italiana è un declino che non è da adesso, ma è da tempo. E su questo, ripeto, la mancanza di una scuola pubblica, di una scuola politica, di politica che sostituisca quella che appunto faceva riferimento il nostro interlocutore negli anni 60 e 70, è assolutamente necessaria, altrimenti diciamo alla politica accederanno sempre persone che non hanno competenze e soprattutto non hanno capacità critica di analizzare i problemi. Come ne usciamo? Guardi, io a forza di essere, come dire, anche antipatico, ma io sono sempre convinto che l'Europa in questo ci può aiutare, perché nonostante l'Europa abbia molti problemi e su cui potremo parlare in un'altra trasmissione molto volentieri, in Europa ci sono paesi che hanno classi politiche molto più preparate della nostra e l'Europa ci impone delle regole, ci impone di cambiare. Questo è in questo momento l'unica pressione che noi possiamo avere per il cambiamento, perché molto spesso i nostri politici cosa dicono? Un giorno criticano l'Europa e l'altro giorno utilizzano l'Europa come alibi per dire ce l'ha imposto l'Europa. No, non ce l'ha imposto l'Europa, siamo noi che abbiamo aderito a questa comunità e siamo noi che dobbiamo capire che le regole sono uguali e valgono per tutti. Professor Minello, Meloni accetterà il MES? Si farà questo?
Allora, il MES, l'Italia è tra i 27 paesi l'unico che non l'ha ancora ratificato. Secondo me sarà da fare e su questo potremo fare una puntata, perché tutto quello che si legge ultimamente sui giornali di dichiarazioni da parte della politica non sono assolutamente vere. Allora professore, a prestissimo, perché noi vogliamo capire, abbiamo diritto di capire. La ringrazio di aver detto questo, però devo salutarla. Grazie al professor Alessandro Minello, economista, grazie a Andrea Gregori, segretario del Sindacato Professioni Infermieristiche. Grazie, pubblicità. Grazie a voi. La creatività come terapia. Suonare, cantare e muoversi a ritmo dei suoni aiuta a scaricare lo stress e ascoltare il proprio corpo. Ognuno di noi può trarne giovamento. È una tecnica che si può utilizzare anche preventivamente per mantenere il benessere e sostenere la psicoterapia. Professore, buongiorno il professore Emanuele Cozzi, grazie, immunologo clinico all'Università di Padova, grazie al dottor Leonardo Moiser, psicologo e psicoterapeuta bioenergetico. Ha portato i tamburi? Volevo i tamburi, sì, dopo una mattinata di queste... Grazie. Allora, dottor Leonardo Moiser, siccome veramente stiamo dando i numeri nel vero senso della parola, anche se dobbiamo riflettere, ci dicono ripensarci, cosa sta succedendo? Ecco, lo stress, questo stress che ci divora ormai, che non riusciamo più a fermarci e che forse i ragazzi ci stanno dicendo, e anche i diversamente giovani, abbiamo bisogno di ascolto. Prego, dottore. Assolutamente. Innanzitutto buongiorno e grazie di avermi invitato a parlare con voi di un tema che mi sta molto a cuore, che è quello del benessere e di quello di come il corpo può entrare nel mondo del benessere, perché noi siamo abituati a pensare alla psicologia come qualcosa che abbia a che fare solo ed esclusivamente con la testa, con logos, con la parola, ma in realtà quando noi ci relazioniamo con le persone, prima di tutto arriva un corpo, prima di tutto arriva un'energia, una persona, una materia di cui la mente in qualche modo sta un po' dietro, e per cui prenderci cura del corpo, ma non solo in un contesto di benessere come siamo abituati, per cui una sana alimentazione, movimento, ma proprio di un corpo che parla di emozioni, è importantissimo. E oggigiorno le neuroscienze ci dicono tanto di questo, ci dicono di quanto lo stress sia prima di tutto una questione neurofisiologica, ormonale, ci raccontano di come l'attenzione al respiro, l'attenzione a quello che il corpo veicola sia qualcosa di fondamentale. E l'approccio che seguo, che è quello di bioenergetica, che non ha nulla a che fare con un mondo new age di energetica, imposizioni delle mani, ma semplicemente è un approccio terapeutico, un approccio legato al benessere che si occupa e osserva come il corpo veicola il nostro benessere. Nella nostra respirazione, nel modo in cui ci muoviamo, nelle nostre tensioni, il corpo racconta delle cose che, se sappiamo ascoltare, possiamo prendercene cura. Bellissimo questa esposizione, dottor Leonardo Moiser. La interrompo un secondo perché voglio sentire anche cosa ne pensa il professore Emanuele Cozzi, immunologo clinico all'Università di Padova, perché è fondamentale capire che ospiti abbiamo questa mattina in chiusura della puntata. Prego, professor Cozzi. Buongiorno e buongiorno ai suoi telespettatori. Io certamente su queste cose qui sono abbastanza impreparato e quindi preferisco ascoltare e imparare. Allora, lei invece cosa ci dice? Com'è del suo osservatorio, ecco, questa immunologia, perché vogliamo anche capire, perché sai, gli addetti ai lavori fanno facile a capire, ma noi a casa delle volte dico vai dall'immunologo, vogliamo anche capire chi è l'immunologo, cosa fa, perché tutti pensano che tutti sappiamo tutto, ma se ci spiegassero delle volte un po' di più, grazie anche a queste trasmissioni con la mia, ho la fortuna di avervi ospiti, così riusciamo anche a capire, perché il medico di famiglia non c'è più, il prete non c'è più, il farmacista c'è la coda. Allora, professore, ci spieghi il suo lavoro, grazie, importantissimo.
Allora io lavoro qua sono un professore dell'Università di Padova e lavoro in ospedale anche a Padova e mi occupo di trapianti, cioè l'immunologia della quale io mi occupo è un'immunologia per cercare di trovare il giusto e il potenziale ricevente. Pronto? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, sì, professore, sì? benissimo. Sì, quindi io mi occupo di cercare di dare l'organo giusto alla persona giusta e anche dopo il trapianto di assicurarsi che dal punto di vista immunologico non avvengano dei rigetti. E poi, come forse ricorderà, quando è scoppiata la pandemia, siamo stati molto coinvolti nei vaccini, nelle appunto somministrazione di vaccini a soggetti della popolazione che andavano vaccinati contro il Covid. Allora, io all'inizio, professor Cozzi, ho avuto Agnese Franceschini, che ha scritto un libro bellissimo, te lo prometto, una storia vera, che ha avuto il trapianto di midollo e lei quello che ha fatto capire: sono caduta ma mi sono rialzata proprio grazie a voi, grazie a questi eccezionali interventi che riuscite a fare, grazie anche a questa forza che hanno queste persone, giovani o meno giovani, che si affidano, ecco, che hanno veramente la voglia di vivere, professore. Ecco, cosa vuole dire? Ma allora lì certamente la cosa più importante della medicina del trapianto è sicuramente oggi come oggi il donatore, la fonte delle nostre cellule, dei nostri tessuti e dei nostri organi. Per quanto riguarda il trapianto d'organi solidi, a parte il trapianto di rene, di solito purtroppo i donatori di cuore, di polmone, di fegato saranno sicuramente dei donatori deceduti, questa è una realtà, ok? Ed è lì molto importante sensibilizzare le persone, perché purtroppo in Italia ancora in un caso su 3 abbiamo delle opposizioni. La famiglia si oppone alla donazione degli organi del familiare drammaticamente deceduto. Primo problema. Il secondo problema è che ovviamente nel caso del trapianto di midollo è molto importante avere una popolazione di potenziali donatori numerosa e avere delle banche appunto di tessuti, poter eventualmente di cellule ai quali poter eventualmente poi ricorrere nel caso in cui ci fosse questa esigenza. Quindi questa la signora Franceschini sicuramente è stata molto fortunata, perché nella sfortuna ovviamente legata alla malattia che ha richiesto un trapianto di midollo ha avuto la fortuna di trovare un donatore compatibile, in questo caso un donatore vivente, una persona generosa che si è messa a disposizione appunto del sistema sanitario per eventualmente curare dei malati con patologie molto gravi. Sa perché, professor Cozzi, l'ho invitata questa mattina? Oltre a questa magnifica ragazza Agnese Franceschini che ha scritto questo libro, ho avuto 2 genitori proprio in questa settimana che hanno perso la loro adorata bambina di 5 mesi e nel dolore sono riusciti a capire l'importanza di aiutare altre realtà e hanno donato gli organi della bambina. Io sono sempre più dell'idea, professor Cozzi, che avervi in trasmissione, parlarne, far capire l'importanza della donazione sia fondamentale. Siamo stati troppo chiusi, non sapevamo, non conoscevamo, finalmente qualcosa si apre, voi venite nelle trasmissioni, parlate, vi confrontate e questo è fondamentale, perché culturalmente dobbiamo crescere anche nella donazione, non c'è niente da fare. Prego, professore, poi andiamo dal dottor Moiser, prego. Sì, dal punto di vista della donazione è abbastanza così preoccupante di vedere che in alcune regioni italiane, per esempio il Veneto, è messa molto bene, il tasso di opposizione è solo del 18%, mentre ci sono altre regioni, ok, soprattutto del centro-sud, dove il tasso di opposizione, quindi qua parliamo di un donatore deceduto, comunque è purtroppo un dramma
che una famiglia certamente ha delle difficoltà ovviamente a superare, però avere un donatore deceduto, potenzialmente un buon donatore che non possa donare, è difficile da accettare, perché oggi tu doni, un domani potresti essere tu o un tuo familiare, un tuo amico caro ad essere in attesa di un organo. Quindi questo concetto della donazione, 18% di opposizione in Veneto, che comunque non è poco, ma 50% di opposizioni in regioni del centro-sud, non capisco. Per me evidentemente le persone non capiscono quanto sia importante che tutti lavoriamo per aiutare oggi una persona che non conosciamo e un domani una persona che non ci conosce, che ci dona un organo, cellule o tessuti fondamentali, direi. Abbiamo Adriana da Jesolo. Ciao Adriana, che piacere sentirti, prego. Grazie Mirella, grazie e anche ai tuoi ospiti. Proprio volevo ringraziare il professore di Università di Padova e tutti che sono all'ospedale, per esempio dove sono stata io operata di tumore a pancreas. Sono familiari loro, sono eccezionali. È normale fare, intervento e tutto il resto, però loro non è che si occupano solo quel giorno che sei in ospedale, si occupano anche dopo. Ti danno dimissione di stare in casa, sì, però te la chiamano che devi fare quello, che devi fare questo, tante controlle. Io non so come ringraziare loro, cominciando da dottori, professionisti, cominciando da infermiere, non so come ringraziare veramente. Ascoltate quello che dice il professore, donate e donate tutto quello che si può fare. Grazie mille all'università e grazie a Petteri e a tutti. Grazie a te Adriana, un grande abbraccio, mi fa piacere sentirti. Ecco, dottor Moise, lei è psicologo, psicoterapeuta bioenergetico, ecco l'importanza anche di ascolto, di sentirsi qualcuno vicini, di non essere invisibile, è fondamentale per il recupero. Prego, dottor Moise. Saltata la linea, non ho sentito. Ho detto che è fondamentale avere anche il dopo, come diceva Adriana, di essere accompagnati in un percorso anche doloroso, sapere che non sei invisibile, che hai delle persone preparate, che ti fidi. Prego, dottor Moiser, anche a livello psicologico poi. Sì, ma perché noi siamo abituati a pensare a livello psicologico, ripeto, come se fosse qualcosa che ha a che fare solo con la mente, ma non è assolutamente così. Quando si passa attraverso anche dei processi sanitari importanti, come può essere un trapianto, come può essere anche operazioni importanti come tumori, come appunto qualcosa che tocca sicuramente le nostre emozioni, non è importante prenderci cura anche del lato emotivo, ma è fondamentale, perché il nostro corpo è la nostra identità. Noi ci identifichiamo con un nostro corpo, ci identifichiamo con un nostro modo di muoverci nel mondo, e quando questo in qualche modo subisce delle ferite gravi, come può essere un'operazione chirurgica, è fondamentale prendercene cura, perché ogni volta che si va a mettere mano nel corpo, si va a mettere mano anche nel cuore e nella mente delle persone, e pensare che queste siano cose disgiunte, che non abbiano nulla a che fare l'una con l'altra, è proprio un retaggio culturale che non ha minimamente più senso. Tant'è che, come dicevo poc'anzi, le neuroscienze oggi sottolineano come l'aspetto psicologico, il benessere emotivo sia fondamentale per un benessere fisico, il benessere fisico sia strettamente legato al benessere emotivo. Fondamentalmente, se vogliamo essere molto materialisti, quando siamo felici, perché? Perché c'è la dopamina del corpo. Se siamo stressati è perché ci sono altri ormoni che si muovono nel corpo, ed è tutta una questione di cause ed effetti, per cui prenderci cura del nostro lato emotivo permette a questi ormoni di essere regolati in determinati modi, prendersi cura di questa parte fisica permette al nostro benessere emotivo di
come dire, di stare meglio. E un accompagnamento post-operatorio, ripeto, non è importante, è fondamentale. Allora, professor Cozzi, un'altra domanda che volevo fare: si parla molto di intelligenza artificiale, ma io vorrei anche capire che oltre a questo ci vorrà sempre una persona, ecco, un addetto ai lavori molto bravo. Ecco, la tecnologia vi ha aiutato tantissimo, scienza, ricerca e tecnologia hanno fatto passi da gigante, poi qualcun altro è rimasto indietro, ma qua dobbiamo dire che veramente grazie, però poi sono queste mani meravigliose che agiscono. Prego, professor Cozzi. Sì, come giustamente ha detto lei, sicuramente l'intelligenza artificiale è un grossissimo passo avanti che ci permette di fare delle cose che non saremmo in grado di fare normalmente, però dietro, come lei ha detto giustamente, c'è sempre l'uomo. Alla fine c'è comunque l'esigenza di avere una persona, degli elementi che mettono insieme gli ingredienti che permetteranno poi a questa intelligenza artificiale di promuovere, di mandare avanti appunto le conoscenze. Però l'uomo dietro le quinte è sicuramente ancora, secondo me, fondamentale, e lo sarà per molto tempo. E poi mi piaceva appunto quello che diceva il dottor Moiser, che il rapporto mente-corpo, corpo e mente è fondamentale. Cioè, fondamentalmente non ci dobbiamo assolutamente dimenticare che per avere un corpo sano è importante avere anche una mente sana, quindi è importante, entrambi gli aspetti si rinforzano in maniera sinergica, permettono appunto alle persone, o nel caso nostro ai nostri malati, di recuperare velocemente quello che speriamo sia uno stato non solo di salute fisica ma di benessere in generale. Professor Cozzi, la situazione nel nostro paese di questi giovani molto preparati, laureati nelle nostre meravigliose università che se ne vanno, com'è dalla sua posizione molto importante, come sono questi giovani chirurghi? Ecco, come li vede? Qualcuno dice non mi fido, è troppo giovane. Io mi ricordo veramente di questa frase, che invece io trovo delle persone non preparate, preparatissime. Prego, professore. Sì, allora la questione dei nostri giovani è che ovviamente non tutti i giovani sono uguali, però mediamente i nostri giovani laureati, i nostri giovani specializzati sono sicuramente di altissimo livello, ok? Non vengono abbandonati alle sale operatorie da soli, senza avere, diciamo, il collega, diciamo, più anziano che funge da maestro, da docente, per permettere a questi giovani appunto di diventare anche loro delle persone in grado di svolgere un lavoro eccellente. Noi dobbiamo ricordarci una cosa: prima di tutto che abbiamo un numero di medici che è insufficiente e lo diventerà sempre di più, ok? Oggi abbiamo 900.000 persone in Italia, quasi 1 milione di persone, un cittadino su 60 che ha 90 anni in più, 90 anni o più, e quindi noi in questo momento dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno di avere una medicina sostenuta anche, diciamo, da quelli che dovrebbero essere il contesto nel quale noi dobbiamo svolgere la nostra professione. E devo dire che purtroppo il contesto nel quale ci muoviamo non sempre incoraggia i nostri giovani a rimanere in Italia e da fornire appunto un servizio come sono in grado di farlo, e molti di questi vanno via. E la cosa molto spiacevole è che molti di questi vanno via, vanno all'estero, dove cresceranno ancora di più, ma la cosa molto importante è che la crescita, la partenza, la rampa di lancio, le basi gliel'abbiamo date noi, gliel'ha data l'Italia, e quindi è veramente un peccato vedere che molti di questi colleghi giovani non sono trattenuti, diciamo, motivati dal sistema sanitario italiano, e prendono e vanno via. E questo
è una cosa davvero un peccato, considerando che questi vanno via e all'estero faranno non bene, molto bene. Tant'è vero che all'estero cercheranno anche di trattenerli e di trattenerli per tutta la loro carriera. Avete capito cosa ha detto il professor Cozzi? Prego Giusy, ciao. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al professore, mi può spiegare per piacere come si procede con la donazione del midollo osseo? Perché certa gente ha paura del dolore e da che età si può donare nel bisogno? La ringrazio professore, buongiorno. Grazie Giusy. Allora, prima di far rispondere il professor Cozzi, se ha piacere, alla nostra Giusy, sentiamo cosa ne pensa il dottor Moiser di quello che ha detto anche il professor Cozzi, ma soprattutto la qualità della vita, ecco, la disciplina, la creatività, il benessere, l'attività fisica. Noi vediamo ad esempio anche nelle nostre emittenti come funzionano le ginnastiche, lo yoga, tutte le ginnastiche particolari, questa gente che un po' alla volta si avvicina e ha piacere e ne trova beneficio. Prego. Sì, tutto questo tipo di ginnastiche particolari hanno un'idea di base importante, che è quella dell'unità corpo-mente, e che quindi si riferiscono a un corpo non per come siamo abituati, che debba dare dei risultati, come accade in palestra. In palestra uno va, molto bello, scarica, fa tutta una serie di esercizi che aiutano in qualche modo a lasciare andare, ma è un esercizio prestazionale. Non è un esercizio di ascolto, non è un esercizio che ha a che fare semplicemente ed esclusivamente con il sentire che cosa il mio corpo sta raccontando di me, che cosa sto sentendo nel corpo. La bioenergetica ci accompagna a questo. La bioenergetica ci accompagna a prestare più attenzione a quello che sentiamo, perché siamo talmente disabituati ad ascoltare quello che il corpo racconta che non sappiamo più, non abbiamo più una bussola per orientarci nel benessere. Anche solo fermarsi, chiudere gli occhi 2 minuti e dire ok, prestiamo attenzione al respiro e sentiamo che cosa sto sentendo. Ah, caspita, c'è come un nodo nella pancia, non me ne stavo accorgendo. Sai, nel fare le pulizie, prendo, vado, corro, lavoro, bambini, scuola, non mi rendo conto che ho questo nodo alla pancia. Che cosa racconta? Racconta di stress, racconta di paure. Ah, caspita, sento che lì c'è come un po' una paura, perché sento che il mondo vuole tanto da me e io mi sento un po' in difetto, sento che non ho abbastanza da dare. Questo è un po' il lavoro che io faccio in terapia con i miei pazienti, aiutarli ad ascoltarsi per non stare solo nella mente, perché con la testa ci possiamo raccontare un sacco di cose e ci possiamo raccontare di essere innamorati di persone che abusano di noi. Ma se ascoltiamo il corpo parla di paura, e se noi sentiamo quella paura non possiamo non dargli retta. Il corpo, con la testa ci possiamo raccontare che siamo felici, ma poi mi ascolto e sento una tristezza nel petto e la voglia di piangere, e beh, allora forse quella felicità è un po' di superficie. Cosa c'è lì sotto? Perché devo far vedere di essere felice a tutti i costi? Con la testa ci possiamo raccontare un sacco di cose, ma come Lowen, lo psicanalista che ha creato questo modello di lavoro bioenergetico, diceva il corpo non mente, e che è diventato poi uno dei libri che più consiglio, scritto da Luciano Marchino e Monique Mizrail in italiano, proprio il corpo non mente. Molto chiaro, dottor Moiser. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno e vi ringrazio veramente. Allora, professor Cozzi, la paura nel donare non si conosce abbastanza. Ha sentito quello che avevo detto prima, è la realtà, perché io li sento. Ecco, loro hanno piacere invece di conoscere. Forse far entrare anche le telecamere nelle sale operatorie è stato fondamentale, parlarne è fondamentale, far spiegare, perché siete poi bravissimi a spiegare anche in termini semplici, perché sapete a che pubblico vi rivolgete e non siete così tecnici e formali, sapete spiegare bene. Prego, professore. Sì, allora per la donazione dobbiamo
dividere e separare bene la donazione, abbiamo detto, di organi da quelli che sono invece la donazione di cellule, per esempio la donazione del midollo. Allora, abbiamo detto che in Italia si fanno circa 4.000 trapianti l'anno, ok? E circa 3.700, quindi diciamo quasi il 90% sono da donatori deceduti. Quindi lì dove abbiamo bisogno, e soprattutto da parte della famiglia, che abbiamo detto supera un evento davvero drammatico e tragico, la perdita di un figlio, di un papà, di una mamma, di un fratello, ok? È sicuramente un momento terribile, ecco, però il paziente oramai è deceduto, e deceduto cerebralmente, cioè mantenuto in vita in terapia intensiva solamente il corpo, ma non recupererà più, e in terapia intensiva si sopravvive solo alcuni giorni. E quindi lì è fondamentale che nelle difficoltà che capiamo molto bene del momento, tant'è vero che noi non insistiamo mai sulla una volta che la famiglia ha espresso la sua posizione, la rispettiamo, accettiamo ovviamente il dolore e il lutto e le conseguenze che non danno, che non portano la famiglia a decidere di donare l'organo. Però la cosa importante è capire bene che a quel punto comunque il parente sciaguratamente è deceduto, e che quindi si può solo aiutare un altro, e un domani si può avere vantaggio ad aver aiutato un altro. Questo è il donatore quindi deceduto, che è ben diverso dal donatore invece di midollo, che è una persona che di solito ha un'età compresa, un maggiorenne, almeno 18 anni, ha un'età compresa di solito tra i 18 e i 55 anni, ed è una persona che decide di andare nei centri di donazione di midollo e di offrirsi come volontario. E come volontario di solito all'inizio si dà solo un prelievo di sangue. Il prelievo di sangue permetterà poi di capire bene chi è il potenziale malato che potrebbe avere l'esigenza del sangue di questo donatore di midollo. Quando il malato ha donato il suo campione di sangue, rientra, diciamo, in una banca dati. Non è detto che darà subito il suo midollo, lo potrebbe dare dopo una settimana, un mese o anche dopo 20 anni. Ecco, la cosa importante è dare la disponibilità. Il giorno in cui uno dà la disponibilità non è vincolato a vita, può anche cambiare dopo un mese, un anno o 10 anni la sua volontà di donare il midollo. E la donazione del midollo è un intervento di una durata di 45 minuti che si fa ovviamente in una sala operatoria, dove si preleva del midollo a livello del bacino, ok? Un intervento davvero innocuo, si portano via delle cellule, 45 minuti di intervento, al massimo un'ora, e poi il donatore viene mantenuto in osservazione per un giorno o due prima di andare a casa. Ecco, questa è un tipo di donazione ben diversa, perché ovviamente il donatore in quel caso è consenziente e può ritirare il suo consenso in qualsiasi momento. Molto chiaro, e la ringrazio veramente, professor Cozzi. Un po' alla volta ci arriviamo e ci arriveremo anche a capire l'importanza della donazione, da avere meno paura, grazie a questi luminari che ho ospiti, che ringrazierò sempre tantissimo. Abbiamo Luigina da Milano. Luigina? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Non sento. Prego, Luigina. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Ascolti, stavo guardando una trasmissione con mia nipote di 12 anni, sì, dove hanno detto che il signor Ruggero, là, quello che ha ucciso le 2 persone che stavano fuggendo, ha fatto bene, lo rifarebbe. E c'erano altri derubati, perché sono derubati, che hanno detto che è giusto difendersi, che è giusto uccidere, in pratica tutte queste cose che ripetono. Ma e mia nipote sa cosa mi ha chiesto? Nonna, ma allora possiamo uccidere? Non è vero che è peccato? Lei crede a questo, giusto? Cosa dovevo rispondergli, signore? Che le trasmissioni sono tutte così, che dobbiamo uccidere qualsiasi persona. Si può anche cambiare canale, Luigina, non è mica costretta
ad ascoltare se vedi che queste cose non vanno bene. Comunque grazie Luigina, grazie della telefonata, un abbraccio anche a tua nipote. Ecco, devo chiudere perché sono veramente in chiusura. Allora, dottor Moiser, come commenta anche questa richiesta da parte dei telespettatori di capire, di conoscere, di sapere? Un po' alla volta si vince la paura, ma dovrebbero farlo anche all'interno delle scuole questo. Io sono dell'idea che dovrebbero fare anche questo. Ecco, una scuola monotona deve intrigare un po' di più. I giovani sono evoluti, vedono molto più lungo di quello che pensiamo, hanno voglia di capire, tanto è vero che da piccoli chiedono perché, la curiosità, la visibilità, l'intrigo, l'appartenenza. Prego. Sì, dopo il Covid ho ricevuto un sacco di richieste di giovani adolescenti che non riuscivano più ad andare a scuola per paura, per tutta una serie di motivazioni, ansie, eccetera. Ma il motivo principale che sto vedendo tanto oggi è il perché. Qual è il senso della scuola? Perché la scuola non forma alla vita. Perché la scuola non forma alle emozioni, perché la scuola non forma al poter affrontare quella che è non solo una versione di latino o il saper coniugare i congiuntivi, non insegna a prendersi cura di sé. E questo risponde forse anche un po' a quello che la telespettatrice stava appunto raccontando. Serve un luogo ed è fondamentale che giovani come prendersi cura di sé, perché prendersi cura di sé vuol dire imparare a prendersi cura degli altri, e questo purtroppo il sistema scolastico italiano in questo è estremamente difettoso. Non c'è un insegnamento alle emozioni come c'è in altre scuole, in altre strutture, in altre realtà, non c'è la presenza dello psicologo scolastico, è misera e basata più sulla necessità, per cui c'è un ragazzo che sta male, va dallo psicologo scolastico, ma non c'è tutto un lavoro che viene prima, preventivo, che è fondamentale. Eva Reich diceva: la pace nasce dall'utero, la pace va coltivata fin dal prendersi cura delle donne incinta. Più parte preventivamente e più può essere radicata. Se no facciamo quello che la nostra società è ormai abituata a fare, di prendersi cura dell'eccezionalità, che però ormai è diventata normalità, e questo è un pezzo che è davvero un grande peccato, perché più si lavora in prevenzione più le cose possono migliorare e radicarsi. Allora, grazie veramente dottor Leonardo Moiser per le spiegazioni che sta dando. Io volevo chiedere anche al professor Emanuele Cozzi, ecco, l'importanza anche di capire che forse bisogna dare attenzione alla sanità pubblica. Il grande intervento viene fatto nel pubblico, non viene fatto nel privato. Nel pubblico si formano questi futuri chirurghi, questi futuri medici. Ecco, è una scuola importantissima. Prego, professor Cozzi. Sì, la cosa spiacevole è proprio questa, no? Che su questo non c'è dubbio, che la stragrande maggioranza dei nostri medici sono cresciuti in un ambiente pubblico, intendo dire in una università pubbliche, e quindi sono delle università che esistono, compresa l'università per la quale io lavoro, che esistono perché lo Stato italiano ovviamente investe nella educazione e nell'insegnamento dei nostri giovani, in questo caso ovviamente per quanto riguarda la facoltà di medicina. Quindi per me è davvero preoccupante da una parte, ed è anche così un dramma di vedere che noi facciamo crescere questi giovani, ok, e non diamo poi a loro la possibilità di rimanere qua e di lavorare con soddisfazione. Questi ragazzi vanno via, ripeto, sono cresciuti a spese del sistema educativo italiano e quindi del contributo pubblico di ciascuno di noi, e vanno a fare un lavoro eccezionale fuori dall'Italia, in paesi, diciamo, con una sanità molto molto avanzata come gli Stati Uniti, come la Francia, come la Germania e come l'Inghilterra. Vanno via perché avranno un contesto lavorativo dove sono maggiormente apprezzati, diciamo così. Professor Cozzi, la figura femminile all'interno delle sale operatorie è sempre di più fondamentale, preparatissime, prego.
Allora, vado oltre, non solo nelle sale operatorie, ma in generale, diciamo, parliamo di medicina, oramai più del 50% degli studenti e dei futuri colleghi sono sicuramente delle donne, sono delle persone che appunto riescono a raggiungere degli obiettivi estremamente importanti, compresi quelli di essere nelle sale operatorie. Cioè noi in questo momento, proprio con l'inizio dell'anno, il nuovo responsabile del centro trapianti di rene e pancreas a Padova sarà una donna, la professoressa Furian, che proprio conferma quello che sta dicendo lei, signora Mirella, e che sicuramente oggi le donne raggiungono dei livelli di estrema eccellenza che sicuramente vengono riconosciute, e come tale perlomeno noi che non siamo donne lo riconosciamo, ed è corretto che anche loro vadano avanti occupando delle posizioni sempre importanti anche nelle sale operatorie. La ringrazio professore per queste parole, perché con i femminicidi che assistiamo ne abbiamo veramente bisogno. Ecco, noi ce la mettiamo tutta per migliorare, ci mettiamo la faccia anche nelle malattie, ecco, in prima persona, per cercare di aiutare altre persone. Io vorrei arrivare a un punto di parlare di persone, di non dividere più uomini e donne, ma di persone che veramente fanno bene il loro lavoro, sono preparati, sono pronti anche a migliorare questo paese. Ringrazio tantissimo il dottor Leonardo Moiser, psicologo e psicoterapeuta bioenergetico. Grazie dottor Moiser. Grazie anche al professore Emanuele Cozzi, immunologo clinico all'Università di Padova, di essere stati con noi, di aver spiegato così bene. Rilassatevi, cantate, suonate i tamburi. Ecco, non abbiate paura di donare, donate, donate, donate. Grazie, grazie. La posta di Mirella.